E vi presento subito due graditi ospiti. Questa mattina dobbiamo correre, abbiamo in presenza l'avvocato Anna Maria Marin, parleremo di femminicidi, parleremo anche di queste donne che nonostante le denunce, anche diverse denunce, non ottengono giustizia. Qualche passetto in avanti però è stato fatto, qualcuno dice passo, io lo chiamerei passetto, ma l'importante è andare avanti con qualcosa. Saluto anche Don Paolo Magoga, collegato con noi da Fonte, presidente della scuola professionale di Fonte e direttore del centro Don Paolo Chiavaci. Buongiorno Don Paolo, grazie di essere qui. Buongiorno a voi, grazie di questo momento. Abbiamo proprio bisogno di lei, Don Paolo, questa mattina per cercare di capire cosa sta succedendo a certi uomini, non a tutti, perché per carità ci sono anche quelli bravi, non dobbiamo sempre sparare nel mucchio perché io non sopporto, però dobbiamo parlare di quelli, non c'è niente da fare, riuscire a capire se hanno intenzione di cambiare, visto che ci sono anche questi centri di ascolto per loro. Noi facciamo la nostra parte, adesso devono iniziare a farla anche loro. Cosa ci dice allora, avvocato Anna Maria Marin? Com'è la situazione dal suo osservatorio così importante? Perché lei sta difendendo delle donne, sta difendendo anche dei casi importanti, ma ci sono inchieste, non ne parleremo in generale. Cosa sta succedendo? Numeri atroci da gennaio ad oggi. Prego, avvocato Marin. Buongiorno e grazie della continua attenzione che lei e questa emittente riservano a questo tema, del quale più se ne parla, più c'è da dire. Però insomma, come diceva prima, qualche passo avanti è stato fatto, ma i dati sono sempre atroci perché fino ad oggi ci sono, se non sbaglio, 78 femminicidi nel corso del 2023 nel nostro paese e io voglio dare così molto telegraficamente l'immagine che ricavo da oltre 30 anni di collaborazione con i centri antiviolenza, in particolare con il centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso, che come sappiamo è riconosciuto dalla Regione Veneto e da 40 anni si occupa di questa tematica. È stato sicuramente uno dei primi nella nostra regione. Con altre colleghe io collaboro all'attività cercando di dare un supporto a tutto tondo alle donne, non soltanto dal punto di vista legale. Cosa posso dire dal punto di vista di una panoramica che parte dagli anni 80-90 e arriva ad oggi? Con una grandissima fatica il tema della violenza contro le donne sta arrivando a coinvolgere in maniera passetto passetto più convinta anche gli uomini nel nostro paese, perché per troppo tempo è stata considerata una materia di interesse delle donne, ma il problema della violenza sulle donne è evidentemente un problema degli uomini. Sembra di scoprire l'acqua calda a dire una cosa di questo genere, ma in realtà è un dato che per lungo tempo è sfuggito alla percezione di un fenomeno che è un fenomeno di comunità. O noi ci rendiamo conto che tutta la comunità deve fare un giro di boa, deve superare quelli che sono i retaggi, gli stereotipi, i presupposti culturali nelle relazioni maschi-femmine, nell'educazione, nei rapporti di lavoro, nei rapporti sociali, o altrimenti la comunità lascerà da sole le donne che rimarranno vittime di violenza e continuerà a sembrare che agli uomini questo non interessa, se non per degli interventi a spot, giusto per dare l'impressione che dopo l'ennesima violenza grave, dopo l'ennesimo stupro, dopo l'ennesimo femminicidio si prova a correre ai ripari, ma sono delle piccole toppe, ecco, un atteggiamento di comunità che faccia proprio questo problema, che abbracci le donne ma abbracci i ragazzi, abbracci gli uomini e dica solo tutte assieme se facciamo un percorso comune
possiamo superare questa situazione di violenza, di mancato rispetto, di interpretazione diciamo scorretta del rapporto tra uomo e donna. Questo è un po' il mio pensiero in questo momento, con una retrospettiva appunto dalla fine degli anni '80, quando ho iniziato a occuparmi di questo tema, sino ad oggi. Allora, mi fa molto piacere aver sentito questa parola, comunità. Penso sia la quarta o quinta trasmissione con degli ospiti che sento la parola comunità, cosa sconosciuta fino all'altro giorno o pochissimo. Ma un'altra parola che è sconosciuta e si usa poco e si inizia finalmente è inclusività. Allora, devo fare comunità includendo. Noi siamo un territorio, qua chiedo a Don Paolo Magoga, dopo che se supporta quello che dico, che ci sarà anche il profondo sud, ma siamo profondo nord e con i campanili. E questi campanili fanno fatica a fare comunità perché non includono. Noi abbiamo ancora i disabili, una volta si chiamavano mongoloidi, poi disabili, poi diversamente abili, ma abbiamo cambiato i nomi, ma non abbiamo mai parlato di persone che hanno un nome e un cognome. Noi quando li vedevamo per strada, non io di sicuro, ma sentivo le persone, arai handicappati che passa. Allora, come fai a fare comunità se questa comunità non riesce ad aprirsi, non riesce a guardare con occhi diversi? Perché forse il disabile è proprio la comunità che non riesce a capire l'importanza dell'accoglienza, della fragilità, della solitudine. Ecco, Don Paolo Magoga, come commenta? Sbaglio? Cosa mi dice? Sono troppo pessimista, vedo troppo nero, oppure devo essere più speranzosa? Mi affido a lei? No, sicuramente la sua introduzione è perfetta e tocca probabilmente un nervo scoperto di una società che sta cambiando. E penso che questo si possa dire anche legandoci all'argomento con cui ha aperto la sua ospite. Da poco abbiamo inaugurato al centro Don Paolo Chiavacci un sentiero inclusivo e, a dire la verità, qualcuno anche diceva ma anche questa parola forse è sbagliata, perché come dice lei, se siamo una comunità, ecco, non è che qualcuno include qualcun altro, tutti insieme, come in una famiglia, non è che si include il bambino piccolo, prima eravamo, no. Quando arriva una persona, che sia un anziano, che sia un bambino, che sia un neonato, che sia un disabile, ecco, la comunità si riplasma e quindi, come dice lei, tutta si deve fare inclusiva e quindi deve pensare, come diceva Baden-Powell, fondatore degli Scout, ad andare con il passo del più lento. Io, come sa, ho anche una scuola professionale e molto spesso raccogliamo ragazzi che dalle medie escono un po' marchiati come i più lenti o i più diversi o quelli che non hanno voglia di. E come mai per magia dopo un po' di attenzione qui diventano quelli che tutti vogliono assumere nelle loro aziende? Allora, giustamente, innanzitutto basta giudicare. Molto spesso le persone sono perché le giudichiamo. Se non le giudichiamo, diventano già diverse, se ci prendiamo cura di loro. Per cui anche forse, anche il tema della violenza sulle donne, puntare solo sui maschi è un po' rischioso, perché rischia di creare di nuovo giudizi e separazione. Guardi, noi a scuola abbiamo, come sa, officine, carrozzerie, eccetera. E poi ne parleremo e vedremo anche i servizi bellissimi che ci ha mandato. Ecco, noi abbiamo anche le ragazze che fanno le carrozziere, le meccaniche, no? E giustamente verrebbe da dire, magari queste, no, sono criticate, cosa ci fai tu qua in questo luogo da uomini, eccetera. Non è così. Primo, perché sono veramente a volte migliori dei maschi. Secondo, perché si fanno rispettare, e terzo, perché la scuola è contenta
di avere queste diverse, perché alla fine anche una ragazza in una officina è diversa, ma dà un tocco completamente unico e nuovo. Quindi anche il disabile, anche la persona che ha problemi motori, di vista, eccetera, rende la realtà più accessibile a tutti. Pensi che in questo sentiero che abbiamo fatto abbiamo messo dei pannelli dove si può ascoltare riflessioni di Papa Francesco, di Carlo Petrini, di Greta Thunberg, e le abbiamo rese accessibili con un QR, per cui puntando il cellulare tu senti lei che parla. Allora cosa succede? Che anche per una persona che ci vede bene, ma che magari è svogliata e non vuole leggere, il servizio a chi non ci vede può essere utile anche per lei. Quindi tutto arricchisce, tutto è visto in una ottica, come dice lei, di comunità, ecco, di varietà delle creature, ti mostra che la natura è più bella di quello che pensavi, è molto più variegata con i suoi colori e con le sue caratteristiche di una realtà massificata e unificata. La ringrazio di queste parole, di quello che sta facendo Don Paolo Magoga, per l'importanza soprattutto di far capire a queste persone, a questi ragazzi che sono anche ragazze, come dice giustamente lei, ma c'è sempre una divisione. Io vorrei parlare di persone, dobbiamo parlare, iniziare a usare la parola persona. Io ho parlato con una persona, non di sesso, perché si divide sempre quando parli di ragazzo o ragazza, uomo o donna, perché è faticosa la salita. Perché come raccontavo all'avvocato, adesso veramente sentiremo anche come commenta, poi hai le spalle al muro, perché hai la giustizia che ti viene contro, che ti metti i paletti anche se tu vuoi aiutare, perché sì, sono giudici, avvocati, ma vedere la sensibilità, bisogna vedere da che parte vogliono guardarti o guardare quel caso che hanno. Non sono numeri, ogni caso è un caso. Io non sono numeri davanti a un giudice, io ho un vissuto. Guarda il vissuto prima di giudicare, non leggere solo le carte dei servizi sociali. Guarda chi ha fatto il percorso con questa persona, guarda cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto, non guardare il numero o solo la relazione dei servizi sociali. Allora, avvocato, prima di darle la parola sentiamo Rinaldo da Venezia, se no mi cade la linea. Veloce Rinaldo! Pronto? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. All'avvocato volevo dire, con tutta la buona volontà che ha di mettere robe a posto, purtroppo, in tanti anni che si parla di questo femminicidio, c'è minimo 100 donne che muoiono all'anno minimo e non abbiamo ancora fatto niente. E il sacco e l'intenzione di far bene, ma non riusciamo a fare qualche cosa, perché ci sarà un perché le punizioni non si adatte, vabbè, con gli uomini che fanno robe fa schifo, donne che ne c'è tante, se non ti va d'accordo con tua moglie, ti amori, ti tieni un'altra, ti danno un'altra vita. Dove sei che scritto che ti dà da vita di 60 anni che sono insieme con mia moglie, ma gli altri facciano quello che vuoi, cosa voglio da battonarla se non bevo più? Ed è l'uomo che fa schifo, perché se Dio fa delle robe, anche i figli giovani, bisogna che curemo come la rosa al naso, perché qui è l'avvenire mio no, perché ormai va bene, ma l'avvenire della nostra società, di quelli che studiamo, diventano grandi, diventano professori, dottori, quello che ti vuoi, e in divisa l'Italia, che danno una buona posizione, perché siete tutti intelligenti i fiori. Non è vero che i fiori, bisogna aiutarli, farli crescere in loro e a fiducia nella scuola, perché in scuola bisogna che uno abbia la sensazione che a scuola si senta bene, che i professori, tutti che appositi per fare robe, in voglia. Purtroppo viviamo sul mondo che c'è tanta roba perché c'è tanto lusso, tanti schei, mi fa vedere la televisione per i giovani, trasmissione, ci stasserai 3 mesi su una casa, non fa niente, mi si grata. Ho cominciato a lavorare a 9 anni, Mirella, a 30, ancora, adesso 6 anni a fare pensione, va a lavorare a 35 anni.
quelli che da studiare, è tutto sbagliato. Cara Mirella, ti saluto, va bene. Grazie Rinaldo, abbiamo sentito le riflessioni di Rinaldo, l'avvocato Marin, prego. Allora, sia i sacerdoti sia l'ascoltatore hanno toccato tantissimi temi e dovremmo stare qui delle ore per intervenire su tutto. Sempre a flash mi sento di dire che purtroppo i dati ci dicono che ancora, nonostante siamo nel 2023 e da un punto di vista dell'inserimento nel mondo del lavoro, della considerazione sociale e quant'altro, le donne hanno fatto molti passi avanti, però per quanto riguarda invece il subire la violenza, il percorso è ancora molto lungo da fare e i dati ci dicono che sono le donne che vengono ammazzate, che sono le donne che subiscono violenza sessuale e stupri e è vero, ci sono anche casi che vedono vittima uomini, ma i 78 femminicidi del 2023 I numeri sono numeri. I numeri sono numeri, riguardano le donne, quindi è questa insomma la realtà. Altro flash sul mondo dell'educazione. Il punto è che purtroppo bisogna parlare anche di educazione ai sentimenti, di educazione alla sessualità, non soltanto spiegare che tutti gli esseri umani vanno rispettati e quindi anche le donne vanno rispettate, ma il punto è che i ragazzi hanno oggi come oggi, inutile che ce lo nascondiamo, in maniera generalizzata, un rapporto con i sentimenti e un rapporto con la propria sessualità che è estremizzato, che non è lontano dalla violenza, che spesso non rispetta neanche se stessi, non solo il proprio compagno, il proprio partner. A volte sono rapporti fugaci dove anche il sesso non è più quel valore, quel coronamento del rapporto tra due persone che si vogliono bene, che secondo me dovrebbe manifestarsi nell'atto sessuale, e questo in un contesto complessivo di mercificazione favorito anche dai social e favorito dai siti porno e dalla possibilità di accedere in maniera diciamo disinvolta, senza nessun particolare ostacolo, appunto al mondo della pornografia, che cerchiamo di nascondere come la polvere sotto il tappeto, ma diciamocelo, rispecchia ancora molto l'immagine che oggi viene data della donna. Nei percorsi scolastici è vero che ragazze e ragazzi, da un punto di vista strettamente scolastico, possono tranquillamente camminare assieme. Quello credo che manca è quella condivisione anche della crescita come soggetti della società del domani, in cui noi li dobbiamo accompagnare con una base valoriale che forse è venuta a mancare. La famiglia, ma anche l'atto sessuale come atto importante, non come oggi cosa faccio? Vado al cinema o faccio sesso? Cioè, purtroppo siamo arrivati a questo, e allora se anche l'atto sessuale non ha un valore nella vita di un ragazzo, nella vita di un adolescente, perché poi sappiamo che i rapporti sessuali sono sempre molto più precoci tra i nostri ragazzi, si arriva al considerarlo un'occasione così come andare a prendere un caffè al bar, e un'occasione nell'ambito della quale ci possono essere anche forzature sotto il profilo della costrizione
dell'altro soggetto nel rapporto sessuale, della violenza, della minaccia, si innescano quei meccanismi di possesso nei confronti dell'altro. Il possesso è tutt'altra cosa rispetto all'affetto. Meccanismi di possesso che poi, se la coppia scoppia, se la relazione di coppia finisce, portano ai numerosissimi casi, e sono la stragrande maggioranza, di femminicidi nei confronti delle ex compagne, ex fidanzate, ex mogli, e questo è purtroppo il rosario che tutti i giorni viene... È proprio un rosario, ha detto bene Avvocato Marin. Però Avvocato, e qua chiederei anche a Don Paolo Magoga, prima di andare in pubblicità, dopo vedremo invece quanti ragazzi bravi ci sono e cosa riescono a creare, come dice Don Paolo, se li lasci, se gli dai quei giochi che a loro piacciono. Ma la sessualità, ma è sempre stato un tabù e continua. In famiglia non se ne parla, guai parlare su pochissimo, non si sa il perché. Eppure quando si entra nelle chiese vediamo benissimo anche rappresentata la sessualità e abbiamo il massimo rispetto. La scuola aveva tentato di parlare di sessualità. Poi io sono convinta che è arrivata la politica, perché ormai la politica è entrata a gamba tesa dappertutto e ha bloccato anche quel rispetto che si cercava, molti insegnanti, poveretti, stavano cercando di dare anche con persone addetti ai lavori, che è fondamentale, e hanno bloccato tutto. Allora questo ragazzo, questa ragazzina, questa persona si ritrova a 10-11 anni ad essere completamente libera di andare a vedere quello che vuole, quando vuole, senza nessun controllo, senza nessun educatore. Pochissimi li hanno, io mi ricordo sempre quell'insegnante che ha detto il ragazzo è seduto sulla poltrona col cellulare. Il padre o la madre, i genitori sono vicini, sono tranquilli perché tanto il mio figlio è seduto là vicino a me sulla poltrona col cellulare, senza sapere cosa sta facendo con quel cellulare, perché non lo sa usare, non sa neanche capire come usarlo, perché è difficile anche fare questo, loro sono molto furbi, molto bravi. Allora, vogliamo capire che li abbiamo completamente abbandonati, e se adesso abbiamo tutte queste risse, tutti questi baby gang, che poi sono pochi rispetto a quelli bravi, attenzione a quello che vi dico, ve lo dico io, sono pochissimi, ma sono quelli che attirano l'attenzione, lo sembra che siano quanti, non si sa, il bello, il bravo, il buono lo vedete qui dalla Mirella con Don Paolo e altri ospiti, perché gli altri sono più interessanti. Non andiamo da nessuna parte, Avvocato Marin. Qui non è colpa del ragazzo, della ragazza o del bambino. Qui è la società che non si apre, che non vede, che non vuole aprirsi. Avevamo il metodo Montessori che era meraviglioso, che ce l'avevano copiato tutti. Abbiamo i professori con le spalle al muro. I ragazzini che tengono in ostaggio insegnanti, sindaci, cittadini, compagni, e sono un branco di ragazzini che hanno proprio un branco rispetto a quelli buoni. Don Paolo, poi andiamo in pubblicità, cosa ci dice? Ma è mai possibile continuare a far vedere quello che non esiste? Quei pochi ragazzini riescono a tenerci in ostaggio. Non è possibile, Don Paolo, proprio non è possibile. Prego. Beh, viene buono quel proverbio che dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. È vero che questi ragazzini sono una sorta di allarme, ovvero è come la crisi climatica, insomma. Io ho la macchina tutta tappezzata di botte per una grandinata pazzesca, e qualcuno dice vabbè è capitato, no, forse anche capiterà. Cioè credo che questa emergenza che l'avvocato sollecitava, ovvero quella educativa, è estremamente urgente da prendere in mano, perché certo anche la sessualità può essere violenta, e i ragazzi fanno educazione sessuale con internet vedendo immagini sempre più forti. Perché come diceva, l'educazione al sentimento, alla tenerezza, al pudore è andata a sparire, anche perché a casa, quando i genitori si mostrano
affettuosi tra di loro, fanno, ecco, testimonianza per primi che volersi bene è un certo modo di rispondersi, di accogliersi, di farsi un servizio l'uno all'altro, chiedendosi, come diceva Papa Francesco, scusa, per favore, permesso. Invece forse già a casa, proprio perché sei mia moglie, sei mio marito, sei mio compagno, sei mio figlio, ti tratto male. E invece c'era un mistico ortodosso che diceva la bellezza salverà il mondo. Quindi tornare alle cose belle, non solo la bella casa in ordine e pulita, ma belle relazioni, bei rapporti. Purtroppo, se noi mettiamo a parte appunto la sessualità violenta che si vede in internet, la musica violenta che magari questi ragazzi ascoltano, battuta dove si parla solo di soldi, soldi facili, di armi, pistole, coltelli, di donne, oggetto, oro e quant'altro. Ma proviamo a pensare ai film. Cioè, ci sono una serie di film che sono diventati dei modelli, Gomorra o altre realtà, no? Allora, nutriamo questi ragazzi bombardandoli continuamente di violenza quando sono stanchi di stare a scuola, di stare in casa, si disconnettono con questa realtà e si connettono con quella virtuale e quindi spariscono e vivono dentro un'altra realtà che per noi si chiama virtuale, ma per loro è reale e li sta plasmando. Ora, noi abbiamo una grande forza, ne parlo perché ci sono dentro fino al collo, che è la scuola. Fermo Domagoga perché abbiamo una telefonata, se no mi cade la linea. Abbiamo Paola da Campo San Piero. Ciao Paola. Ciao Mirella, buona giornata a te e ai tuoi ospiti. Mi è piaciuto molto l'intervento di apertura dell'avvocato e anche adesso del sacerdote. Mi è piaciuto perché l'avvocato che parla anche dei rapporti sociali e di educazione, che è fasi della nostra vita, insomma l'inizio delle fasi della nostra vita, e per arrivare con maturità cercare insomma che queste fasi sia superare, se no arriviamo vecchi che non diventiamo saggi. Abbiamo dei seri problemi anche su quello. Ecco, la persona è fallimento, la persona è persone, ma c'è gente che non vi interessa neanche niente della persona, che anche lavora, che non lavorando non ha interesse per la persona, perché non è una parola magica, la persona. La persona è una cosa complicata che purtroppo insomma se così anche nell'ambito lavorativo tante cose non si può sapere perché se o private o del segreto professionale, di tante robe, però insomma ecco, questa parola persona che però deve essere un fianco a sviluppare. Per quanto riguarda l'avvocato, una cosa che mi è venuta in mente così, ecco il femminismo. Il femminismo per anni, senza portare esasperazione, è stata una cosa secondo me molto positiva, che adesso non c'è più. Anzi, noi venimo che sta un po' femminista, anche solamente un po' femminista, ai miei tempi, viene tacciato che se parli con qualcuno che non avevamo capito niente perché siamo tornati in Rio a quello che siamo tornati, insomma. Per cui passiamo anche assieme, ecco. E per quanto riguarda invece il parroco, apprezzo molto l'intervento del sacerdote, però c'è una cosa che mi sta un po' qua, cioè Papa Bergoglio all'inizio mi ero molto ammirato perché veniva da strade del Buenos Aires, da queste cose, e mi ricordava un po' il prete di mia mamma, Don Finco, che mi diceva sempre così che era un prete, perché aiutava le persone, queste cose qua. Una volta che sei in posizioni un po' più di potere,
un po' si dimentica di questo, ha fatto tante cose per lui, per la Chiesa, per la Banca del Vaticano e cose, però dovrei tornare a pensare che la povertà non sia più una sfiga, è dovuto anche appunto ai rapporti sociali, queste cose qua. Se non si interviene seriamente su quello, secondo me non si progredisce, non si va più avanti di tanto. E riguardo i video che fa sti ragazzi per far soldi, o se stupro, o se corsa in macchina, o se questo, appunto non so che neanche che minimo di educazione che Paola, devo chiudere purtroppo perché devo andare assolutamente in pubblicità. Okay. Ti ringrazio comunque delle tue riflessioni, poi risponderanno gli ospiti. In questo momento pubblicità. Grazie Paola. 4 robot che replicano in miniatura quello che fanno le macchine in una fabbrica, alzano e pressano materiali, prendono i prodotti e li posizionano su nastri trasportatori, il tutto programmato al computer. Sono questi i lavori di fine anno scolastico realizzati dai 9 allievi della terza F del corso elettricisti della scuola di formazione professionale della Fondazione Opera Montegrappa di Fonte. A prima vista può sembrare un compito difficile, ma non lo è. Non è difficile. Non è difficile nel momento in cui inizi a metterti nel campo come ogni cosa. Ovvio che le prime volte è un po' complesso capire, giostrare il tutto, perché comunque è un mondo nuovo, un mondo del computer. Questo progetto consiste nel realizzare questi pannelli con dei codici scritti al computer, con delle simulazioni dei macchinari di fabbrica, per imparare a giostrarsi nel mondo del lavoro con i macchinari grandi che si possono trovare in fabbrica, in modellini che possiamo trovare qua in laboratorio. Programmazione, tipo al PC, cioè con calma che si impara a studiare come si programma, sapere i simboli, cose da mettere, perché si fa segmenti. Quindi ci sono un po' di cose da imparare, capire cosa devi mettere, con calma lo capirai. Ma qual è il senso di questa didattica? Il senso di questo impegno è proprio la caratteristica delle scuole professionali, tradurre in campo scolastico quello che poi i ragazzi vedranno nella realtà all'interno delle attività produttive. Quindi loro nel corso dell'anno hanno proprio iniziato dalla fase di progettazione, costruzione, verifica e collaudo di questi prodotti. Parliamo di macchinari appunto in scala che vengono utilizzati all'interno dei magazzini per lo stoccaggio delle merci, tutti i macchinari che loro hanno costruito fisicamente, programmato elettronicamente con dei software molto elaborati e che consentiranno a questi ragazzi di poter andare appunto nelle aziende e offrirsi sia come i canonici elettricisti di una volta, sia come dei programmatori specializzati che sono in grado quindi anche di intervenire nella manutenzione di queste macchine. Io sono Fong, custode della fondazione. Il mio nome significa forza, onore, motivazione, generosità, i 4 pilastri della fondazione. Parla così con voce meccanica, accende le luci sulle ginocchia, ruota i pettorali. È il Transformer robot alto più di 3 metri progettato e realizzato da alcuni docenti e allievi della scuola di formazione professionale Fondazione Opera Montegrappa. Un'opera d'arte a tutti gli effetti, posizionata all'ingresso della scuola che parteciperà al premio Il dono prezioso del sangue organizzato dal reparto donatori di sangue RDS Montegrappa. Sullo scudo del Transformer c'è infatti scritto "Se doni diventi un supereroe". Ci è venuta questa idea che ogni persona nasconde un supereroe e probabilmente l'eroe esce quando dal nostro cuore esce il desiderio di dono. Abbiamo creato la struttura in ferro, l'abbiamo quindi tagliata, modellata, saldata e poi sulla struttura siamo andati a collocare tutti i componenti del motore, delle sospensioni e anche la parte elettrica. Materiali, come si può vedere, vanno da un po' tutti reparto auto, sì che pezzi di auto, radiatori, ammortizzatori, fanali,
cofani, per esempio le ali sono dei parafanghi, eccetera. Il tutto ricavato da manine, cesoie e lavoro abbondante, diciamo. Siamo partiti da zero, abbiamo creato un impianto elettrico per far andare i fanali. Capire le cose su un libro, farle con le proprie mani è molto diverso. Come diceva il mio compagno, fare queste cose è molto diverso perché magari noi abbiamo dei pannelli dove facciamo le cose tipo impianti elettrici e tutto, però sono comunque preimpostati dai fori già fatti dagli altri studenti, invece qui abbiamo fatto praticamente tutto da zero, quindi è stata una cosa nuova, una bella esperienza. E siamo orgogliosi del laboratorio che è stato fatto per il concorso Visci Nardini, un laboratorio che ci inorgoglisce perché ci trasforma in supereroi. E per noi i supereroi sono persone che salvano la vita ed è una situazione che ci dà emozione e ci porta fieri a fare del nostro dono e del nostro motto che è non so per chi ma so perché, e grazie. Io penso che questi ragazzi non alzeranno mai la mano su una donna o su una ragazza. Io sono convintissima di quello che dico, perché c'è il valore, il rispetto, l'educazione, la creatività. Avvocato, come commenta questi bellissimi video che ci ha mandato Don Paolo? Allora, io però credo di essere in debito di una risposta all'ascoltatrice di prima. Paola. Allora, sul femminismo. Il femminismo è stato un motore di crescita collettiva della nostra società, di cui sono state protagoniste tantissime donne, a partire dalla fine degli anni 60 e poi gli anni 70, e che ha portato a riconoscere nella nostra società una serie di diritti e un diverso ruolo della donna. Ma la società di mezzo secolo fa non è la società degli anni 20 del secolo che stiamo vivendo adesso, e quindi il femminismo di oggi non può essere il femminismo del secolo scorso, e gli obiettivi delle donne di oggi non possono che essere il coinvolgimento degli uomini nelle battaglie di cui per tanti anni sono state protagoniste da sole, e oggi io sono convinta che o coinvolgiamo anche gli uomini o se no si spegne la possibilità di arrivare a una crescita sociale condivisa tra tutti i soggetti che la compongono. Per quanto riguarda i servizi invece... Guardate il sorriso dell'avvocato Marin. Per quanto riguarda invece i servizi dell'istituto professionale diretto da Don Paolo, io credo che guardare ai giovani deve illuminare il sorriso di tutti noi, non solo il mio, e guardare a questi giovani e ai percorsi che stanno facendo, alle cose complicatissime che stanno facendo, perché ogni volta io mi stupisco di vedere che cosa riescano a fare questi ragazzi. È diciamo una scommessa che noi dobbiamo fare per il futuro, e credo che ragazzi impegnati nella loro quotidianità, nella scuola, nello sport, in valori positivi, possano essere dei buoni uomini del domani. Però voglio dire anche una cosa: gli uomini violenti non sono organismi geneticamente modificati, non sono dei mostri, non sono delle eccezioni. Se noi ci riflettiamo, sono il prodotto di una società in cui si è disimparato, non si è voluto approfondire il tema anche dei rapporti tra i sessi, il tema del rispetto degli altri, il tema dell'inclusione, insomma tutti i temi di cui abbiamo parlato questa mattina.
E ci sono poi dei soggetti che arrivano a gesti di una violenza estrema, che però sono trasversali ai percorsi scolastici, sono trasversali alle condizioni di reddito, sono trasversali anche alle provenienze etniche e allora la mia sintesi di questa ricognizione, la mia riflessione è che solo, e ritorno a quello di cui abbiamo parlato prima, solo continuando a parlare di valori e trovando tutti i percorsi possibili perché questi valori vengano appunto sviluppati e condivisi da tutta la società, si può pensare di fare prevenzione, anche questa è un'altra parola magica, rispetto ai casi, ripeto, non di mostri, ma che è il prodotto di una società che si è troppo distratta rispetto alla salvaguardia di certi valori. Ecco. Sentiamo Don Paolo Magoga, prego Don Paolo. Tanto grazie per questi video, dovrebbero essere portati nelle scuole e fatti vedere in continuazione, Don Paolo, questi video, sono bellissimi. Prego, prego. Intanto grazie a voi che ci date l'opportunità di diffondere anche queste buone opere e buone pratiche. Mi unisco alla bella riflessione della sua ospite, dell'avvocato, perché diceva siamo una società in cui si sta disimparando e proprio in una scuola sento di dire che è vero, perché noi siamo sempre in crescita anche a 50 anni, anche a 60 anni, perché come diceva la sua ospite, ecco, a tutte le età si fanno questi femminicidi, si fanno cattive azioni, eccetera. Mi viene in mente la storiellina del saggio che diceva che dentro di noi abbiamo il lupo nero e il lupo bianco, tutti abbiamo il lupo nero e il lupo bianco. E come mai per qualcuno vince il lupo bianco e in qualcun altro vince il lupo nero? E la risposta è questa: vince il lupo che tu nutri. Cioè, se tu con l'educazione, anche con l'esempio che vedi, apro una parentesi, a scuola proprio per prepararci in questo compito così difficile abbiamo abbiamo invitato delle neuropsichiatre, delle psicologhe, e che ci parlavano tra le tante cose dei neuroni specchio. Cioè il nostro cervello impara ancora dagli occhi, cioè se vede violenza sarà violento, se vede accoglienza, se vede tenerezza imparerà. E quindi il lupo lo nutri con gli occhi, lo nutri con la musica, lo nutri con un insegnante che ti valorizza facendoti fare un robot, facendoci fare un robottino, insomma, ecco. E Fermo Don Paolo, perché sennò mi cade la linea, poi lei sa come funziona Sveglia Veneti. Abbiamo Mantova in linea con Rino Lino, ciao. Grazie signora e complimenti alla trasmissione e a tutti i suoi signori intervenuti. Volevo dire, quello che ha detto anche precedentemente questo signore ha detto tutto. L'educazione, grazie, prego, i bambini bisogna usare, io ho 2 nipotini, scusa nonno, scusa nonna, scusa mamma, posso mamma, bisogna che capiscano queste cose, sono elementari, è le scuole importanti che insegnano l'educazione, non altre cose errate come i tempi scorsi. Queste cose sono molto importanti, e dopo le ragazzine che smettono per fare una ricarica di farsi vedere in un certo modo, i bambini guardano, i ragazzi guardano, bisogna cambiare mentalità. Allora i ragazzi, la gente viene su in un modo diverso. Grazie. E dopo voglio dire l'ultima cosa, elogio Salvini, scusi se dico quel ministro, con la legge che ha fatto adesso per le auto, i monopattini, questo che l'altro, e chi si droga non si droga, giustissimo. Elogio Salvini e ringrazio voi della trasmissione e lo spazio che mi date. Grazie, arrivederci. Grazie, salutiamo anche Mantova, salutiamo Rino che si è collegato con noi. Prego Don Paolo. Sì, termino dicendo che proprio questa educazione
racconto questo aneddoto. Quando abbiamo portato questo robot al concorso, stravincendo naturalmente, abbiamo invitato anche i genitori dei ragazzi e a un certo punto, finito tutto, quando stiamo partendo per tornare a casa, mi avvicina la mamma e mi fa: Don, le dico la verità, per 3 anni alle medie ho dovuto mandare mio figlio a scuola a bastonate. Da quando avete iniziato a costruire questo strumento qui, viene volentieri, viene da solo, viene senza che nessuno lo spinga. Io credo che proprio generare entusiasmo, e questo arriva, come diceva uno degli insegnanti, dalle manine, cioè non più solo tasti che toccano un monitor, video e cose così, ma costruire, tornare a fare. Don, lo interrompo un secondo. Sa cosa hanno dichiarato i ragazzi nelle nostre interviste che abbiamo fatto con i telegiornali nelle scuole? Che vogliono una scuola diversa, vogliono un dopo scuola, vogliono più manualità. Questo hanno detto. Questo, vogliamo ascoltare questi ragazzi o vogliamo sempre sentire e non andare nel verso giusto? Avvocato, do la parola a lei perché il tempo corre e devo anche chiudere. Ecco, come commenta quello che è stato detto? Beh, prima nella pausa pubblicitaria proprio con Mirella ho condiviso quello che ha appena detto Don Paolo, vale a dire i ragazzi devono essere ascoltati, hanno tempi di maturazione diversi e vanno sviluppate nella relazione con i ragazzi le possibilità che trovino ciascuno la propria strada nella realizzazione di qualcosa di cui si sentono protagonisti, non di qualcosa che subiscono, una scuola noiosa, una scuola che non li coinvolga, con uno sguardo poi anche al futuro, perché il bello delle scuole professionali, degli istituti professionali, è che poi questi ragazzi impareranno una vera e propria arte, che sia l'arte dell'elettricista o di qualunque altra professione. Quello che imparano nella scuola professionale è davvero un'arte per affrontare la vita da protagonisti, ed è questo molto bello che abbiamo ricavato dai servizi. Allora io ringrazio i miei ospiti, dico anche a Don Paolo Magoga ma anche all'avvocato Anna Maria Marin che invierò loro questa locandina che faremo il 30 settembre, il 1° di ottobre all'ippodromo di Treviso. Mi piacerebbe tanto portare questo robot. Don Paolo vedrà la locandina, sono 20 comuni che partecipano, c'è il CONI, il CIP, l'ULS, siamo tutti per dare la possibilità a questi ragazzi di imparare tante discipline, sono più di 30 sport gratuitamente che potranno veramente cercare di toccare con mano quello che è cambiare anche registro, perciò mi farebbe piacere, ma la chiamerò Don Paolo per vedere se riusciamo a portare questa meraviglia perché è bellissimo e chissà, anche se riusciamo a salvarne uno abbiamo già vinto la guerra. Grazie a Don Paolo Magoga, grazie all'avvocato Anna Maria Marin, pubblicità. Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Siamo tutti giù per terra. Terremoto 2016-2017 di Donella Martignago. Ecco qua. Allora, grazie Donella di essere qui con noi. Grazie. Voi l'avete già conosciuta perché Donella sta cercando di aiutare anche le persone in difficoltà del nostro paese, del nostro territorio, perché siamo un'Italia anche unita, almeno per adesso. E Donella ha capito che forse doveva fare qualcosa. Prego Donella, per chi non ti conosce, presentati. Allora, Donella Martignago. Allora, io sono Donella Martignago, vivo a Bisnadello nel comune di Spresiano e ho fatto questo libro che dopo 20 anni che non scrivevo più, qualcuno mi ha detto non abbandonare le passioni perché aiutano a vivere. Mettiti a scrivere ancora e devo trovare anche un'ispirazione per rimettermi a scrivere. E cosa faccio? Allora sono andata un po' nei siti nostri qui del Montello, di Nervesa, di Treviso, ma non mi veniva nessuna ispirazione. E ho detto vabbè, pazienza, non farò più niente. E invece poco dopo ho conosciuto delle persone terremotate e lì, sentendo le loro storie, vedendo come vivevano ancora, che era già passato dei mesi, mi è venuta l'ispirazione di scrivere questo libro. Terremotati italiani. Terremotati italiani, che ancora qualcuno vive nei caravan,
contenitori, insomma. Nelle casette sì, ma gli altri qualcuno... Io non li ho visti personalmente, però le persone lì non credo che mi abbiano raccontato una cosa per un'altra. Di ricostruzione ce n'è, ma dopo 7 anni magari si pensava un po' di più, perché non c'è tanta ricostruzione. Vedi qualcosa, sì, fatto, ma non più di tanto. Persone che ancora il giorno d'oggi ti raccontano qualcosa e vedi che hanno le lacrime agli occhi, perché dicono... Io avevo un l'orto, avevo così, avevo colà e qui non ho niente nelle casette, cos'è che posso fare? E così ti mette un po' di sofferenza anche se non vivi là. Questo libro, che è in seconda edizione, perché ne avevo già fatto uno, però la prima edizione, però qualcuno mi ha detto: ma perché non scrivi come mai tu veneta sei partita da Treviso e sei andata nelle zone terremotate a scrivere di Perché loro? tu sei andata là? Sono andata là, ho parlato con i sindaci, ho visto, ho vissuto, poi tornavo a casa, scrivevo, poi ritornavo a far vedere se andava bene, perché chi vive là sa bene com'è la situazione. Sì, sono stata... E la prima impressione, Donella, che hai avuto quando sei arrivata su questi territori terremotati, qual è stata? È stata bruttissima, perché io vedevo solo macerie. Quando poi sono entrata nella strada che porta alla Matrice, vedevo macerie da una parte e macerie dall'altra. Correvi in mezzo alle macerie. E le persone che incontravi dicevi buongiorno, e mi ricordo una signora di una certa età, quando ho detto buongiorno, signora che si camminava, si guardava, io e mio marito... Aveva le lacrime agli occhi, da grazie per avermi salutato. E ho detto perché qui ci vengono sì persone per visitare, ma pochi magari parlano. E chi si ferma a parlare, l'ha detto, ci fa un gran piacere. E ci siamo seduti su una muretta e lì abbiamo parlato un bel po'. E naturalmente sono cose che ti commuovono. Allora, il contatto umano che manca, ecco, queste persone hanno bisogno di sentire che hanno altre persone vicine, hanno bisogno di parlare. Ecco, la solitudine, che poi arriva la depressione, perché tu pensa dalla sera alla mattina a perdere tutto, non avere più niente, perdere anche i propri cari, trauma incredibile. Eppure si fa fatica ad aiutare, però dopo pensiamo che se vogliono arrivare ad aiutare o fare qualcosa che vogliono loro, arrivano. Pensiamo alla famigerata pista da bob, lo dico io, perché è una cosa, è una vergogna veramente se riescono a fare quello che qualcuno vuole fare, non si sa veramente quali sono questi motivi sotterranei che noi non conosciamo, visto come è preso il nostro paese. Avete sentito? Ancora terremoti. Guardate veramente che se non si rendono conto che devono mettere in sicurezza il territorio, questo è il primo anello, questa è la prima cosa che serve. Abbiamo un territorio fragilissimo, avete visto se abbiamo i fiumi che esondano cosa succede? Dobbiamo mettere in sicurezza? No, si va a cercare un qualcosa che non esiste, che la maggior parte della popolazione non vuole, non condivide, perché l'hanno detto in tutte le maniere. Ma siamo invisibili? Ho visto che lo Stato siamo noi, possiamo anche dire quello che pensiamo, perché anche tu sei sconvolta e ancora le persone nei caravan, ma stiamo scherzando, sono passati anni e sarebbe veramente da verificare in tante situazioni come sono messe. Abbiamo visto anche la tempesta Vaia, le distruzioni, eppure poi si va da un'altra parte, cemento. Prego, Donella. Allora io dico, se come si dice, siamo pronti ad aiutare le persone per solidarietà e pertanto anche le persone straniere, ma io dico, se siamo solidali, la solidarietà dovrebbe andare in tutti i versi, sia italiani che stranieri, diciamo. Ne abbiamo bisogno tanto, perché anche queste persone qua, dopo la depressione, ce ne sono state anche che si sono tolte la vita, e qui c'è anche un piccolo richiamo a questo. Allora guardiamo il servizio proprio sul terremoto, intanto tu cercami quella frase, quell'aneddoto che hai detto, andiamo a vedere, poi sentiamo quello che racconta Donella, andiamo a vedere il terremoto. Erano le 21:18 quando la terra tra i comuni di Padova, Venezia, Chioggia, Cavarzere e Vicenza ha iniziato a tremare. Pochi secondi che però sono bastati a mettere in allarme centinaia di persone che per paura di crolli è scesa in strada. Noi abitiamo nella Pianura Padana, la Pianura Padana fa un po' da cassa di risonanza di quelle che sono poi le onde sismiche, soprattutto che vengono dal sud, quindi è facile che si possa sentire. Certo non
non c'è la preoccupazione che invece purtroppo devono avere quelli che vivono il terremoto perché ce l'hanno sotto i piedi, come questi appunto delle aree colpite. Il nostro territorio, se fosse colpito da dei terremoti, probabilmente potrebbero anche avere intensità di magnitudo di questi giorni, di questi mesi, diciamo. Soltanto che Dio vuole che finora non sia successo nulla, insomma, ecco. Moltissime le chiamate ai vigili del fuoco, in tanti comuni del Padovano è entrata in azione anche la protezione civile. 2 ore prima, alle 19:10, un'altra scossa di intensità pari a 5.4 con lo stesso epicentro aveva fatto tornare il terrore nelle zone colpite dal violento terremoto del 24 agosto scorso. Posso dire con buona certezza che non hanno grandi punti di contatto con quello che è successo il 24 di agosto. Succedono nella stessa area, ma competono a condizioni, diciamo, di faglie completamente differenti. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha mappato la nostra regione cercando di individuare le zone maggiormente a rischio. La provincia di Treviso è sottoposta ad un rischio di una certa entità. Per il resto invece del territorio della regione Veneto il rischio c'è, ma è minore fino a quasi a scemare, diciamo, nelle zone della parte meridionale della nostra regione. Di recente, tra Consiglio Nazionale dei Geologi e MIUR è stato firmato un protocollo per sensibilizzare i giovani sui sistemi di prevenzione dai danni di un terremoto. Bisogna cercare i luoghi più idonei e i luoghi più vicini. Dei luoghi più vicini che abbiamo, se siamo in casa o se siamo a scuola, è proprio il tavolo, il banco di scuola. Chiaramente non deve essere, per quello di casa, un tavolo di vetro. E nasconderci lì sotto molto spesso ci salva la vita. Allora, abbiamo visto questo servizio, avete sentito questa persona competente, che è quello che ho appena detto io: dobbiamo mettere in sicurezza il territorio dove è più fragile, dove diventa pericoloso, dobbiamo fare qualcosa, abbiamo scuole, abbiamo istituti, abbiamo queste residenze per anziani, dobbiamo veramente cercare di mettere in sicurezza gli ospedali, tutto quello. Per essere sentito Treviso, cioè non l'ho detto io, l'ha detto questo esperto. Ecco, c'è questa comunità che però, Donella, tu hai visto, che cerca anche di stringersi attorno, questi aiuti che arrivano, sempre il mondo del volontariato che arriva per primo, che cerca di supportare dove la politica fa fatica a partire perché c'è la burocrazia, non ci sono i soldi al momento, però, come ripeto, dove vogliono i soldi li trovano sempre. Prego, Donella, che idea ti sei fatta? Allora, solidarietà ce n'è tanta, oppure ce n'è stata tanta e ancora continua ad esserci, non certo come inizialmente, però continua ad essere. Certo che le persone lì sono tanto stanche perché non vedono risultati e dopo 7 anni trovarsi ancora nelle casette, trovarsi ancora certe condizioni, non hanno speranza tanto per il futuro. Soprattutto i giovani, perché i vecchi ormai si adattano e dicono ormai la mia vita è finita, però i giovani li vedi proprio amareggiati e cercano, anche se possono, di andare via da quelle zone. Il tuo libro si intitola Siamo tutti giù per terra. Perché hai scelto questo titolo? Siamo tutti, perciò tu non fai distinzioni, siamo tutti giù per terra. Sì. Perché questo titolo, Donella? Perché ho visto che non hanno tante speranze, li vedi proprio amareggiati, li vedevi proprio senza niente. Ho detto, guarda, come titolo mettiamo Siamo tutti giù per terra, anche perché c'è una canzone che dice tutti giù per terra, come un ritornello, come si giocava da bambini con girotondo. Ecco. E allora ho detto, quello vanno giù per terra, però poi si rialzano, e questa è stata la mia speranza. Sono giù per terra, ma io spero ormai anche che a breve si rialzino un po' tutti e riprendano la vita, non certo come una volta, ma un qualcosa di meglio di adesso. Allora andiamo a vedere il servizio successivo, che appunto ci parla di aiuti, questi angeli del terremoto. Andiamo a vedere.
Un'opera incessante, senza sosta, tra Arquata del Tronto e Pescara del Tronto nelle Marche. Continua il lavoro dei soccorritori veneti. Mercoledì sera la gioia per il salvataggio della piccola Giorgia. Giovedì l'opera pietosa del recupero di una nuova salma tra le macerie. Madre anziana e figlio sessantenne, sorpresi dalla terribile scossa delle 3:36 di mercoledì e morti nella loro casa crollata nel centro di Arquata del Tronto, a 2 passi dal municipio. Il racconto di Giuseppe Quinto, dirigente dei Vigili del Fuoco di Treviso. Abbiamo recuperato l'ultima vittima che, diciamo, tra quelle segnalate ieri sera alle 22 nel comune di Arquata. È stato un recupero molto complesso. Un lavoro difficile in una situazione di grande pericolo, quella del recupero dell'anziana donna. Gran parte delle macerie erano andate a finire su un costone, un dirupo lì prospicente, per cui diventava difficile proprio accedere e avere quelle sicurezze minime per poter lavorare. Abbiamo fatto l'intervento con una massima cautela, con la massima velocità possibile, però nonostante ciò ci abbiamo messo un paio di giorni. Ore febbrili in cui è faticoso capire quante persone siano ancora da cercare, vuote durante l'inverno, d'estate le case di Arquata, Pescara del Tronto, come quelle di Amatrice a Cumoli nel Lazio, si riempiono di gente che torna al paese d'origine e poi ci sono i turisti. E intanto si lavora tra i crolli e le scosse continue, anche per cercare di mettere in sicurezza edifici e soprattutto strade. Ci sono degli elementi abbastanza molto stabili che danno anche su strade importanti, sui quali stiamo facendo delle valutazioni di tipo statico e delle piccole progettazioni di massima sul tipo di soluzione da dover adottare. Vigili del fuoco e soccorritori già all'opera nei luoghi del terremoto, pronti a partire per il Lazio in caso di necessità. In Veneto già in preallerta l'autocolonna in grado di allestire un campo da 250 posti letto del tutto autonomo con un'ottantina di persone. Ma i problemi sono tanti e le continue scosse e la non percorribilità di alcune strade ha bloccato per ora anche l'arrivo di uomini e mezzi da altre regioni. Vedere certe immagini, anche ieri questo terremoto che è venuto anche nel nostro territorio, è arrivato, quando arriva non si sa bene dove arriva, ma arriva questo caldo infernale. Cosa vuoi leggerci, Donella? Ecco, una piccola frase. In tale devastazione, che stavo parlando appunto delle zone terremotate del centro Italia, significativi, e per questo è bene ricordarli, sono i gesti di coraggio e di amore avutesi tra persone, fra le persone e gli animali, ma anche fra gli animali stessi, che magari prima si ringhiavano attorno e al momento del terremoto hanno avuto solidarietà tra di loro, perché anche loro hanno sofferto il dramma che è capitato. E pertanto qui ho messo qualcosa anche degli animali che è giusto. Fatto. Allora vediamo anche la copertina del libro di Donella Martignago, che è molto importante. Ecco, se lo acquistate capite poi anche perché lo fa per un bene del prossimo, perché è ricavato. Tu cosa fai del ricavato dei libri? Cerco di aiutare un'associazione in fondo, perché come il Capo al Terremoto è un'associazione che cerca di aiutare i ragazzi, i bambini, ormai ragazzi e ragazzini che ancora soffrono del dramma che hanno avuto, e pertanto le famiglie non hanno certo la disponibilità di portare questi a qualche psicologo o cosa, e allora io quando posso cerco di aiutarli un po'. Avete capito? Perciò acquistando questo libro si ha la possibilità anche di aiutare tramite Donella Martignago questa associazione che sta cercando di dare proprio risposta alle fragilità. E il Presidente, allora il libro lo presento lunedì a Palazzo Rinaldi alle 5 di pomeriggio, e in collegamento c'è il sindaco Sergio Pirozzi, che era sindaco al momento del terremoto, cioè al tempo del terremoto, e c'è anche questo presidente dell'associazione KO al terremoto. Poi c'è anche un altro sindaco di Caldarola, che anche quello ha avuto il terremoto invece il 26 e il 30 di ottobre, quella zona, e c'è anche lui in collegamento. Però io, se posso, volevo leggere una dedica che ho fatto ai terremotati, ma questo è soprattutto per quelli del 24 agosto, perché ci sono dei morti lì. Allora, il 23 agosto 2016, in un cielo limpido, si fa largo una strana nube grigia che si posiziona sopra i comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto.
Al suo interno sembra che appaia e scompaia la figura di una persona anziana. Indugia sui 3 comuni e le zone limitrofi. Alle 3:36 del giorno seguente essa si abbassa, si allunga in 2 grandi braccia nere che circondano ogni angolo di queste zone e tiene stretta a sé 299 vite spezzate alla luce del mondo. A loro e a quanti hanno sofferto e stanno soffrendo per questa catastrofe dedico questo mio libro. Complimenti Donella per l'impegno. Che ha 2 facciate. Sì, ma si vede, guarda, l'hanno messo sì, anche in sovraimpressione. Perfetto, e poi si capovolge e si legge dall'altra parte. Allora, come adesso tu ci lascerai perché arrivano altri ospiti, che messaggio vuoi dare, Donella, ecco, con questo libro, con questi racconti che parlano veramente di cose che possono succedere sempre. Ecco, si vede anche che questi appello giorni. vorresti fare anche alla politica, quella politica che magari non ha capito molto bene che bisogna accelerare, adesso arriva l'inverno, il freddo, vivere anche su questi prefabbricati non è così semplice, prego. Certo. Io ho anche delle amiche che vivono appunto su queste casette, delle persone che poi sai vai lì e rimani anche in amicizia e ci sentiamo spesso. Ecco, io vorrei che andasse avanti questa ricostruzione in modo da sistemare un po' quelle cose, ma anche il territorio ha bisogno di qualcosa di più energico per la ricostruzione. Più concreto. Ecco, brava. Allora ringraziamo veramente Donella Martignago che ha presentato il suo libro Siamo tutti giù per terra, terremoto 2016-2017, verrà presentato in Sala Guadagnina a Treviso, Palazzo Rinaldi, lunedì 25 settembre 2023 alle ore 17. Perciò andate perché veramente sono libri che toccano profondamente. E ci sono appunto questi sindaci che poi diranno com'è la situazione attuale. Dobbiamo fare comunità. Grazie Donella, grazie veramente. Allora andiamo a vedere il servizio, visto che continuiamo con i terremoti, andiamo a Venezia, proprio aiuti terremoto, andiamo a vedere. 3:36, la terra trema, la scossa è forte, pari a quella dell'Aquila 6.0. In alcune zone del Veneto c'è chi sente la scossa. Vengono giù case, chiese, campanili di borghi antichi appollaiati sui cocuzzoli degli Appennini tra Marche, Umbria e Lazio. Scatta l'allerta e il Veneto, Venezia, immediatamente si attiva. In campo uomini e mezzi. In prima linea i vigili del fuoco, in particolare una squadra, la Urban Search and Rescue, che ha un compito difficile e specifico. Questa mattina sono partiti da Mestre le unità specialistiche con le unità cinofliche per le ricerche a persone in macerie. Ecco, quanti uomini sono? Sono 36 persone in questo momento per la parte specialistica, di cui 11 di Treviso, 9 di Verona. Una colonna che raggiunge nel pomeriggio i luoghi colpiti. Sono uomini preparati e non nuovi a questo tipo di interventi. Hanno già vissuto il sisma dell'Aquila, ma ogni volta l'impatto è forte. L'impatto è duro perché lì trovi la devastazione, distruzioni, e trovi gente che è sotto le macerie, familiari fuori che ti chiedono di far presto per vedere se riusciamo a recuperare persone vive. Il territorio dove intervenire non è semplice. Durante il tragitto arrivano ulteriori informazioni e ci si organizza in gruppi, squadre operative, e in serata arriva anche una squadra logistica in supporto dell'unità. Un territorio difficile quello colpito, i borghi e i paesi sono arroccati sui monti. C'è una doppia vulnerabilità, una l'area molto vasta, quindi un'energia che questo terremoto è pari a quella dell'evento dell'Aquila, tantissima viabilità molto critica e vulnerabilità edilizia perché appunto sono edifici storici e quindi che facilmente hanno collassato a seguito già della prima scossa. Per la prima volta operativi fianco a fianco dei vigili del fuoco ci sono anche un medico e un infermiere addestrati appositamente ad intervenire in situazioni estreme con adeguate abilità. Scendere con le corde, scendere all'interno di cunicoli, andare a recuperare o portare il primo soccorso più vicino possibile. I ragazzi sono partiti e vanno ad associare le competenze tecniche dei vigili del fuoco alle necessità sanitarie, sia per proteggere i vigili del fuoco, sia per prestare i primi soccorsi ai malcapitati, ai recuperati. Ospedali allertati, pronti ad accogliere pazienti dalle zone terremotate, mentre l'Avis lancia l'appello a donare sangue. In prima linea anche la protezione civile mobilitata da subito dalla Regione Veneto. Abbiamo dato la disponibilità anche eventualmente di rilevatori dal punto di vista tecnico per le strutture
delle abitazioni o dei fabbricati danneggiati. Al momento non è prevista la raccolta di indumenti, coperte o generi alimentari, ma sarà attivato un numero di conto corrente sul quale versare gli aiuti. La Conferenza Episcopale Italiana nel frattempo ha già stanziato 1 milione di euro per i primi interventi di solidarietà e ha indetto per domenica 18 settembre una colletta nazionale in tutte le chiese. Vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Giancarlo Rossi, presidente Treviso Baseball. Grazie Giancarlo di essere qui con noi. Abbiamo collegato anche da Vicenza Roberto Caballisti, lanciatore nazionale italiana, vincitore di 2 titoli europei, quarto classificato ai mondiali del 1998, 5 scudetti, una Coppa Campione, giocato 28 anni in Serie A con varie squadre italiane e in particolare 19 anni con la società dei Rini Baseball. Allora, grazie di essere qui anche a lei, veramente grazie Caballisti, ma io partirei proprio da Giancarlo Rossi, che ce la sta mettendo tutta anche lui per cercare di far sì che il 30 settembre e il 1 ottobre all'Ippodromo di Sant'Artemio si faccia comunità. Con questa grande comunità che si apre un premio importantissimo, il premio Fraccari, perciò uno dei premi più importanti dell'ippodromo, ma soprattutto capire che questi spazi devono essere anche aperti alla comunità, che può essere sportiva, civile, solidale. Prego Giancarlo. Ma sicuramente è una grossa opportunità per tutti noi, anche per i comuni che partecipano, come si diceva, ma anche per le società sportive. E dal mio punto di vista dovremmo iniziare a pensare di collaborare, cioè creare delle sinergie. Perché lo sport è tutto, cioè non dobbiamo vedere lo sport finalizzato a un risultato, ma è un vivere insieme e anche rispetto delle regole cosiddette, dove che dobbiamo cercare anche di includere tutti, che questo è lo scopo fondamentale. Lo sport si deve allargare a tutti, quel lavoro che sta facendo anche il caro Roby, che conosco bene, con i ragazzi, è una cosa fantastica. E noi abbiamo Loris Bucca a Rovigo che sta lavorando bene per quanto riguarda il discorso del baseball per non vedenti, li chiamo io, o ipovedenti. Quindi anche diversamente agili rientrano, come dici te giustamente, nel nostro progetto. Sì, io come Treviso Baseball e come anche consigliere regionale quest'anno mi sono dato parecchio da fare e credo di aver ottenuto anche un buon risultato per quanto riguarda le manifestazioni. Siamo riusciti ad avere visibilità e siamo riusciti soprattutto ad avere un grosso supporto da chi non ci credeva all'inizio e adesso iniziano a collaborare. Alla manifestazione del 30 settembre, 1 ottobre, saremo presenti con i non vedenti, verrà giù anche una rappresentanza molto importante per me, perché il prossimo anno il Treviso Baseball si pregerà almeno di costruire finalmente una squadra interamente femminile, il softball, che vabbè, ok. E saranno presenti anche loro in rappresentanza all'ippodromo. Saranno 2 giornate sicuramente di festa e di insieme. Io ho vissuto un'esperienza, quella che si sta facendo qua, è quella che hai creato come manifestazione, ha ricevuto i complimenti da tanta gente, ma al di fuori di quello che è la Regione Veneto. Ma veramente hanno detto qualcuno che ha capito qualcosa, qualcuno che mette insieme. Perché noi sappiamo bene che, non voglio entrare nella questione politica perché sono un uomo di sport e un uomo poi soprattutto di campo. Sì, noi andiamo ad evidenziare i problemi, cerchiamo di trovare le soluzioni, ma sentiamo poi realmente chi opera nel territorio, sentiamo realmente quali sono le esigenze, cosa dicono i ragazzi. Sentiamo cosa dice, purtroppo devo correre perché il tempo come sempre è tiranno, vediamo anche le immagini intanto. Sentiamo come commenta Roberto Caballisti le parole di Giancarlo Rossi. Prego Caballisti. Buongiorno a tutti intanto. Giancarlo chiaramente è un promotore molto importante per tutte queste manifestazioni di cui mi ha reso partecipe. Io naturalmente ho seguito un gruppo di ragazzi autistici che con il baseball appunto hanno migliorato tutte le terapie convenzionali e penso che saranno presenti anche loro in questa eventuale manifestazione e porteremo avanti che lo sport naturalmente non deve essere solo il risultato, vincere, perdere o quello che sia, ma soprattutto includere una rappresentanza di ragazzi che possano insieme far da terapia ai ragazzi che abbiano più bisogno nell'intraprendere o manifestare in questi
lo sport deve essere la vita, praticamente deve far riconoscere dei valori che abbiamo purtroppo perso perché stiamo troppo cercando il risultato vittoria o sconfitta, e invece la vittoria deve essere nella consapevolezza di includere tutte le persone, da chi è disagiato e da chi è agiato, e naturalmente insieme si arriva a fare la completezza di tutto questo. E Giancarlo sta portando avanti dei progetti molto importanti e spero che appunto la sensibilità della gente lo accompagni in questo percorso che sarà sicuramente vincente. Vede Cabalisti, noi abbiamo un grande problema e purtroppo bisogna anche parlarne, perché non possiamo mettere sempre la polvere sotto il tappeto. Noi diamo visibilità al calcio. Diamo visibilità alle Formule 1 di macchine, di moto, però tutti quei sport che abbiamo la fortuna di avere, di poter conoscere, non sono supportati nella maniera adeguata. Allora, se io non supporto queste categorie, queste associazioni, non arrivo a niente. Non arrivo a capire che il ragazzo deve essere coinvolto, come ha detto lei, non è solo vincere o perdere lo sport, è partecipare, è fare comunità. Adesso dice con un'altra parola che finalmente si sente. Bisogna fare comunità, bisogna che la scuola si apra di più a questo mondo meraviglioso, dove ci sono regole, disciplina, rispetto. Puoi trovare dei punti di riferimento importanti. Pensate ai paralimpici che problemi hanno avuto eppure arrivano a fare discipline che magari non pensavano minimamente, facevano tutta un'altra cosa prima. Lo sport che si apre, che ti apre la mente. Cosa dice Cabalisti? Poi sentiamo Giancarlo Rossi. Sicuramente, come giustamente ha appena fatto tutta la prefazio di questo, la scuola è l'artefice di questo disavanzo notevole sullo sport, perché dovrebbe essere più valorizzato l'attività sportiva nelle scuole, essere più seguito nelle palestre. Abbiamo delle palestre che sono disagiate e i ragazzi purtroppo non hanno le strutture per poter fare questo. Abbiamo strutture, sì, il calcio perché ha troppi interessi economici che gli girano attorno, e i valori invece che lo sport in generale dovrebbe dare, perché non possiamo comprare giocatori a destra e a sinistra, dobbiamo creare dei nostri ragazzi il valore che gli tolga dalla strada e gli dia dei valori molto più importanti, solo che stiamo dando troppo valore al risultato del primo posto assoluto e basta. Invece vince l'ultimo e vince tutta la comunità che si adatta a questo sport. E invece purtroppo abbiamo questo notevole regresso a livello sportivo, a livello etica sportiva praticamente. Quindi io mi auguro che appunto siano più portati a visibilità questi nuovi progetti che sono non nuovi ma stanno cercando di aprirsi con molta forza. Io appunto ho seguito l'autismo, di cui l'autismo è abbastanza in evoluzione e molti non sanno pure di essere autistici. E lo trovo, io faccio il lavoro di istruttore di scuola guida, ho insegnato a 3 ragazzi autistici a capire e alla fine sono arrivati a ottenere dei risultati molto più importanti rispetto alle persone che abbiano le capacità mentali diverse. Tanto è vero, noi abbiamo chiamato proprio questa seconda edizione per la seconda volta Sport senza barriere, perché abbiamo da combattere anche tante barriere mentali. Cosa vuoi aggiungere, Giancarlo? Ma io a quello che ha detto Roby lo sposo perfettamente, sicuramente. Il discorso è che noi dobbiamo ripartire dalle basi. Sono d'accordo che ci sono i disagi, tutto quello che seguiamo. Noi dobbiamo riparlare di educazione, cosa ce la siamo dimenticata. L'educazione che nasce ovviamente nelle scuole, non dico che gli insegnanti oggi, che io vado nelle scuole, non hanno più nessun potere, scusate se lo dico così brutalmente. Mi ritrovo che gli insegnanti non sono nelle condizioni di poter educare, perché c'è sempre un genitore che interviene e questo non succede solo nella scuola. Parlavamo prima di calcio, sono tutti piccoli campioni.
Quando dico ritornare alla base, il ragazzino che vuole andare a giocare, la borsa se la deve preparare, deve essere uno stimolo per lui, non che la mamma gli prepara la borsa o addirittura dimenticano i documenti. E un'altra cosa che voglio dire da allenatore, da uomo di campo, noi non siamo la zona di deposito, non siamo la zona di deposito dei figli. I genitori avrei piacere che durante gli allenamenti si fermino a guardare i loro figli, non andare a fare la spesa, scusate se lo dico brutalmente. Il genitore che arriva in campo e che pensa che il suo figlio di 12 anni sia già un campione e se ne vanta tanto, non ha capito niente. Sta creando solo praticamente dei divari enormi, dei varchi che non finiscono più, perché? Perché ovviamente sto ragazzo crescendo, le leve cambiano e non sarà più lo stesso. Quindi noi dobbiamo ripartire dalle basi, rispiegare di nuovo ai signori genitori, anch'io sono un genitore sicuramente, che le regole vanno rispettate, che il vivere in comunità è un'altra cosa, non si pensa solo al proprio orticello. Dobbiamo spiegare che quando i ragazzi vengono portati in una struttura sportiva non hanno portato in una zona di deposito oppure perché magari qualcuno è bravino diventerà un campione, no, c'è tutto un percorso. Sport significa mettersi in primo piano, io insegno ai ragazzi, è sacrificio, capire fino a dove potete arrivare, è soltanto con l'impegno che potete vedere dove siete arrivati e la sconfitta non è perché qualcuno mi ha battuto, devo fare autocritica, la vittoria che faccio, che conseguo, deve essere un'autocritica per potermi migliorare, questo è lo sport, l'avversario mi permette di valutare la mia prestazione e questo lo metto insieme anche con i ragazzi che praticamente non hanno certe capacità. Io dico non hanno certe capacità, per non diversamente, non me ne frega niente. Se noi cerchiamo invece di includere in questo mondo, allora ci rendiamo conto che forse le cose possono cambiare seriamente. Iniziamo a parlare di comunità ma anche di inclusività, che sono due parole fondamentali, questa comunità che si deve aprire però all'inclusività. Allora andiamo a vedere anche queste immagini con audio delle premiazioni con Giancarlo Rossi, poi commentiamo. Sportiva, i ragazzi sono stati bravissimi, si sono divertiti tantissimo, penso che il tempo ci abbia aiutato effettivamente a portare a termine una bellissima manifestazione. Volevo presentarvi Ileana Salvador, che è qui vicino a me, è una pluricampionessa mondiale di atletica, ha 11 titoli mondiali, è venuta dalla Svezia per partecipare a questa manifestazione nella premiazione, quindi in amicizia la ringrazio in primo luogo. Motivo perché lei è qui è perché nella sua carriera ha partecipato a situazioni molto impegnative, si è impegnata molto, ha avuto tantissimi impegni mentali e la marcia sappiamo che è una difficoltà estrema, soprattutto nella condizione del passo, che quindi deve essere, come io dicevo e parlavamo insieme, quasi una forma autistica, dove devi abituare il tuo ritmo quotidiano a fare sempre lo stesso passo, perché sapete bene che nella marcia rompere il passo vuol dire squalifica, quindi di conseguenza ogni passo è pensato e questo ha avuto in lei una grandissima soddisfazione chiaramente in tutta la sua carriera sportiva e la sua tesi di laurea è stata sull'autismo, quindi chiaramente è benvenuta e cedo un attimo il microfono a Ileana, anche se è timida, perché è timidissima. Ileana Salvador. Sì, buonasera, confesso che sono anche un po' emozionata perché insomma non sono abituata a stare sul palco, più diciamo sui campi di atletica e sulla strada. Ci tenevo particolarmente a venire perché, come diceva Roberto, io sono stata, prima che un atleta, sono stata insegnante, insegnavo già a 18 anni, poi mi sono specializzata, ho fatto la specializzazione polivalente per tutti i tipi, diciamo, di, chiamiamo disabilità o diversamente abili, adesso come si dice. E
da ragazza proprio ho fatto la tesi proprio sull'autismo e sulla differenza tra inserimento e integrazione, che sono due cose completamente diverse. E faccio i miei complimenti alle persone, alle organizzazioni, a chi ha organizzato questa manifestazione, perché lo sport è inclusivo, è importante, è terapeutico e mi auguro che questo è l'inizio, ma mi auguro che ci possano essere altre manifestazioni e soprattutto che chi organizza poi anche venga aiutato in termini così concreti a gestire queste manifestazioni. Ecco, grazie. Bene, passiamo alla parte più importante per tutti i grandi campioncini che abbiamo qui davanti. Vorremmo premiare intanto come partecipazione, e è un primo premio per tutti perché avete vinto tutti, quindi non c'è né uno sconfitto né un vincente, ma siamo tutti qua riuniti in un parco che chiaramente per noi è il nostro diamante, quindi ha dei valori molto molto importanti. Di conseguenza vorrei premiare intanto come prima squadra il Trento Bolzano, quindi tutti i ragazzi del Trento Bolzano e chi per esso venga qui. Potete venire anche su per il palco, esattamente, e così Allora Giancarlo, abbiamo visto questo video con audio, ma per far capire l'importanza dell'inclusività, ecco, di far sentire il fragile una persona che può fare qualsiasi cosa, come ha spiegato molto bene Roberto Cavallisti, ecco, basta saperle prendere e fargli ascoltare che anche loro possono farcela. Prego, tu ce l'hai messa tutta, poi hai portato uno sport che in Italia non è che sia così frequentemente visto, il baseball. Prego, e come mai questa passione per il baseball, Giancarlo? Allora, contrariamente a quello che si pensa, il baseball a Treviso nasce nel 1966. A Treviso? A Treviso. Nasce molto prima in Italia, perché già nel 1800 e rotti c'era già qualcuno che parlava di baseball in Piemonte. Poi sono nate, ecco, il discorso è questo, noi eravamo una delle prime discipline sportive negli anni 70 e la cosa è andata scemando perché abbiamo una necessità di spazi, i nostri campi non sono piccoli, sono due campi da calcio messi insieme per poter giocare. C'è un altro discorso che è legato poi a, sì, a parte le strutture, palestre per poterti allenare, ci sono anche dei costi da sostenere e noi come società cerchiamo di darci da fare per portarlo avanti. È poco conosciuto, sì. Diciamo che non se ne parla. Perché? Perché effettivamente noi abbiamo fatto, sui video che vi ho mandato di manifestazioni io ne ho fatte, ma non sono mica solo io che le faccio. Cioè, abbiamo avuto anche un torneo delle regioni dove abbiamo avuto due squadre, una Seniores e una Liter, che si sono classificate per prime e sono andate poi in Europa. Cioè non se ne parla, gli interessi sono altri. I giornali si riempiono di calcio, si riempiono di Formula 1, perché forse là ci sono gli interessi veri. Questo è un trofeo delle regioni che adesso sta scorrendo l'immagine, dove che il 23 e 24 settembre siamo in 4 regioni. Qua eravamo un corso chiamati dalla TF, 120 docenti per spiegare la nostra disciplina a Treviso, questa è la nostra disciplina sportiva, che è quell'altra che è il baseball 5. Cioè abbiamo lavorato e troviamo realmente la volontà delle persone, cioè praticamente, e anche degli insegnanti che vogliono. Il problema è un altro. Il problema è quello praticamente di avere i tempi per poter spiegare. Quello che faremo poi, al 30 settembre e il 1° di ottobre. Questa è una manifestazione fatta, me la sono inventata, di sana pianta. Nasce nel 2017-2016, una cosa del genere. Perché, come nasceva il beach volley, non rendiamo visibile questo sport in spiaggia? E partecipano tutti. Siamo andati a giocare con la squadra, una squadra interamente femminile, con i campeggiatori, gente esterna, abbiamo giocato, ci siamo divertiti. Quando?
Qua praticamente che cos'era qua? Nel mese di agosto a Cavallino, Venezia, a Sant'Angelo. Lo diciamo perché ringraziamo anche alla sindaca, ringraziamo anche la sindaca Nesto. Anche il caro che conosciamo bene, Tiziano Simeonato, che ci ha dato una grossa mano anche lui. Bisogna che questi si aprano a questi nuovi sport. Allora, cabalisti, lanciatore, come si diventa e perché si diventa lanciatori? Perché anche là una passione incredibile, prego, e anche forza, prego. Ho potuto partecipare, diciamo, a molti sport, di cui ho anche altri titoli che sono abbastanza importanti, però il baseball mi ha dato dei valori molto molto intensi e soprattutto la mia passione per questo sport, che chiamiamolo americano perché ha un'etica, una ragione uguale a quello che può essere la vita di tutti i giorni, perché è il singolo che partecipa in una squadra, quindi devi riuscire ad avere la capacità di stare prima di tutto in squadra ed essere amico di chi ti sta a fianco, e nel sacrificio, perché naturalmente è molto importante sacrificare in un gioco di squadra la propria singola prestazione. E come ho detto nel baseball, perché i valori sono molto intensi, io ho vinto parecchio, ma ho perso molto, e quando perdevo imparavo quello che poteva essere poi il prosieguo della vita, e di conseguenza impari negli insuccessi a trovare poi la strada per il successo. Il lanciatore perché è il capo, diciamo, del gioco. Mi sentivo, sono stato per vari anni il capitano della squadra del Rimini, e mi sentivo la responsabilità di quando io ero sul monte, perché facevo parte della squadra, il mio compagno di squadra faceva un errore e io cercavo di coprire quell'errore, cioè era il bello della coperta che si continuava a muovere e non lasciava mai scoperti i piedi, quindi di conseguenza i ruoli del baseball ce ne sono 9, poi ce ne sono altri, ha moltissime capacità, e dove veramente la statistica premia chi si mette in luce e soprattutto premia poi la squadra. Quindi, allora, cabalisti, possiamo dire ai genitori, per far capire l'importanza che devono ascoltare i loro figli, ma gli devono far capire che una perdita, una sconfitta può arrivare poi alla vittoria, bisogna sbagliare, bisogna perdere per poi vincere. Questi genitori non devono assolutamente continuare a vedere come vittoria e dare il senso della vittoria al figlio. Il figlio deve perdere, deve essere sconfitto e poi rialzarsi, deve sbagliare. È questo che non riesce a fare più il genitore, non tutti, ma quei genitori che fanno fatica a dire no, che fanno fatica a capire la sconfitta del figlio. E no, guai se sei bocciato, guai se non fai, guai. Cioè, no, se vogliamo che crescano con la schiena dritta, bisogna che facciano e che sappiano cosa vuol dire il sacrificio, la sconfitta, il dolore, perché sennò non ne andiamo fuori, il sudore, la fatica. Giancarlo, cosa vuoi dire? Ma ti dico una cosa semplicissima, ho conosciuto tantissimi atleti e anche ragazzi giovani che praticano sport per più di 3 volte la settimana, vanno benissimo a scuola, ok? E non hanno il genitore sicuramente che gli dice oggi non vai all'allenamento perché hai il compleanno degli amichetti, i tuoi amici sono là. Roby diceva giustamente una cosa, il nostro è uno sport, il baseball perché appassiona? È uno sport di tecnica individuale, ma è uno sport di squadra, è realmente uno sport di squadra, perché io devo avere la tecnica ma devo anche saper tirare al mio compagno in una maniera precisa. Non esistono i panchinari. Questo lo voglio premettere, nel baseball non ci sono panchinari, ogni giocatore ha una sua caratteristica e serve in un determinato momento di una partita per poterla portare a termine, quindi è una partita a scacchi, ma veramente una partita a scacchi. Quindi questo ci porta il baseball, quando i ragazzini arrivano, il guantone, la pallina, il profumo del campo, cioè si entusiasmano, hanno voglia di mettersi alla prova. È ovvio che non è uno sport facile sotto un certo aspetto, perché la battuta è il gesto atletico più difficile, Roby, correggimi se mi sbaglio,
perché un buon battitore su 1000, consideriamo palline che ha a disposizione da poter battere, ne batte 300. Uno che ne batte 300, questo qua non sa battere, ne ha sbagliate 700. No, invece no. Invece proprio è bravo. Perché noi non consideriamo la velocità, due punti che si incontrano, cioè quello che significa poi la meccanica per andare a colpire. C'è tutta una serie di cose che questo insegna anche ai ragazzi, una cosa, coordinazione. Io ti inviterei con me su qualche scuola a vedere praticamente la corsa dei ragazzi, equilibrio, sì, viene da ridere anche a me. Però ti rendi conto che sti ragazzi non ci sono. Una cosa che ho trovato invece bella, e questa la voglio dire per far capire cosa significa lasciare dei ragazzi liberi. Bene, io ho avuto il piacere di andare al Cavallino, nel giro di un mese e qualcosa, a creare una squadra che poi ha vinto i campionati studenteschi regionali. Li ho seguiti, ho trovato dei ragazzi con una voglia, ma liberi. Ma sai cosa fanno questi ragazzi? Al 90% delle volte non sono attaccati a un telefono, sono in campo che giocano, si tuffano a mare, corrono sempre e vivono la loro socialità, ok, ritrovandosi. Ma credimi che ne ho visti tanti di questi ragazzi qua che il telefonino l'hanno messo da parte e sono là che socializzano. E questi sono... Oggi, quando io vado nelle palestre, vado nelle scuole, lo dico subito, oggi facciamo allenamento. Sappiate che oggi non si allenano i pollici. Perché i pollici? Perché sono tutti là, Allora, se noi iniziamo a far capire l'importanza delle cose, sicuramente riusciamo a cambiare, riusciamo a modificare, ma dobbiamo mettercela la volontà. Ma soprattutto sono sport inclusivi, non sono solo sport maschili. È molto importante questo, Roberto Cavallisti, perché l'importanza anche della figura femminile, questa donna, questa ragazza che poi diventerà donna, che inizia a praticare uno sport che era visto solo come uomini, come ragazzi, e il mondo sta cambiando velocemente. Ma grazie anche alle donne e alle ragazze che si impegnano, perché bisogna dirlo, e bisogna dare spazio a questo, prego. Posso aggiungere solo una cosa molto importante, che il baseball è l'unico sport in assoluto dove è l'uomo che fa il punto, non è l'oggetto che farà il punto, quindi è l'unico sport dove pretende che l'uomo sia attivo per poter segnare un punto. Quindi è anche questa una cosa unica, perché nel rugby l'uomo porta la palla, ma la palla non è un oggetto di gioco il nostro solamente, è l'uomo che deve correre, è l'uomo che deve fare il giro delle basi, è l'uomo che segnerà il punto. L'uomo è la persona, Roberto. È la persona, sì. È la persona, quindi è uno sport portato alla persona, è dato identificato proprio alla persona, quindi è per quello che forse è difficile da capire, perché è l'unico sport dove l'oggetto è l'uomo, non è più l'uomo l'oggetto, ma è la persona proprio che è attiva e fa parte del gioco. Allora Giancarlo, tu hai due figlie che seguono anche questo sport, l'importanza di far capire le regole, la disciplina, perché poi tutto viene di seguito, no? È una famosa catena, famiglia, scuola, sport, però ci sono anche delle regole che vanno rispettate, sono le regole che il primo anello è la famiglia che dà, i genitori, prego. Con le tue figlie com'è stato questo rapporto? Odio, amore, amore, odio? Ma continua ad essere sempre un rapporto di conflittualità tra padre e figlia, ma comunque non è questo. Le mie figlie si sono appassionate al baseball, adesso giocano a softball, e non sono stato io a portarle in campo, intanto. Non so perché sono nate con questa passione. Vabbè, ok. Forse avranno preso qualcosa dal padre. Qualcosa nel DNA sì. c'era. Le regole, io ho detto alle mie figlie, ragazze, vi do la massima libertà. Pretendo il massimo rispetto. Volete andare a fare sport? Lo fate. Ci sono delle regole ben precise. Hai finito i tuoi compiti? Questo è il tuo compito, vai a scuola, studi, hai finito, bene, puoi andare. Non esiste che tu non finisca una cosa, a meno che non me la vieni a motivare, e io ho educato le mie figlie ad un rapporto e un dialogo costante, ma non dicendogli, lo so, sarò un padre sbagliato. Mia figlia voleva prendersi il telefonino, adesso che è andata a lavorare, che ha fatto la stagione per la prima volta, ok, gli ho detto adesso sei nelle condizioni di potertelo prendere senza nessun problema.
Cioè, dare delle regole ai figli facendogli capire che comunque un domani saranno anche loro genitori. Ma è così fatica a dare le regole a questi ragazzi, secondo te, Giancarlo? Perché tu fai le regole in famiglia e le regole in campo, sono due momenti diversi. Allora, ti faccio un esempio banale. Io vado in campo, vado nelle scuole, alle elementari, entro dentro, vedo una cosa soltanto, vedo un gruppo di ragazzini praticamente che arrivano con la voglia, gridano, urlano. 90% chiedo alle insegnanti di non intervenire, per un semplice motivo. Quando arrivano dentro la palestra, questo per fargli capire le regole, io sto zitto, non parlo assolutamente, finché tutti non stanno zitti. La prima cosa che gli dico: buongiorno ragazzi, il saluto è fondamentale. Me li riprendo, li riporto dove si sono cambiati e gli dico: secondo voi questo va bene? Non incominciamo nessuna lezione se prima non avete messo a posto. La volta dopo, quando arrivano, vai tranquilla, che arrivano, mettono a posto la roba, entrano dentro, buongiorno. Quando si spiega il gioco c'è sempre qualcuno che vuole fare il fenomeno. Si fa una cosa molto semplice, siamo tutti attorno, lo prendi, spiega. Allora, se poi non sei in grado di spiegare, questo i ragazzini lo capiscono, stai facendo perdere tempo e non stiamo capendo, e non ci stiamo divertendo. Quindi lo scopo è di insegnare, far divertire e dare regole. Ci sono insegnanti alla fine della lezione mi dicono: beh, come ci riesce? La differenza è una sola. Io ho la fortuna di venire e non sono obbligato e non sono vincolato da niente, quindi posso tranquillamente dire: voi partecipate, voi no. Voi insegnanti non siete in questa situazione, perché voi dovete portarli tutti. Se qualcuno vi dice, ho visto alcune scene che vi risponde anche male, non potete neanche dire più di tanto. Ridiamo sto benedetto potere, chiamiamolo potere, di educare realmente agli insegnanti. Scusa, allora Caballisti, siccome siamo in chiusura ormai, come vuole salutarci e cosa vuole dire o aggiungere a quello che ha detto già il nostro Giancarlo Rossi? Beh, Giancarlo è un maestro di questo, chiaramente anch'io sono genitore, quindi l'educazione, ma soprattutto io facendo l'istruttore di scuola guida, vediamo sulla strada quanto sia difficoltoso adesso questi telefonini, queste disattenzioni, queste non attenzioni, ma soprattutto sono esempi che i figli vedono dai genitori. Ma soprattutto Caballisti, mi scusi se corro, ma purtroppo è così. Sì. Perché questa alta velocità sempre? Perché noi diamo sempre la colpa alle strade, alle macchine, ma è l'alta velocità, è sempre quello il problema, prego. Io penso che la prima cosa da far capire a tutti è che siamo nati pedoni, moriremo pedoni e siamo capaci solo di andare con altri veicoli, ma da pedoni noi siamo incivili, perché per farsi investire bisogna essere disattenti prima di tutto come pedone. Io lo vedo quotidianamente di persone che pensano che le strisce pedonali siano una cosa di protezione, invece prima di entrare in quelle strisce pedonali dovresti girare la testa a destra e a sinistra e guardarsi le macchine prima di tutto si fermano. Non hai un diritto acquisito entrando in quelle strisce pedonali e questo è il primo errore che io constato ogni giorno, perché sono in macchina dalla mattina alla sera e la problematica è che abbiamo dato delle regole che sono diventate dei diritti e non più delle attenzioni, e quindi questa è la cosa peggiore che ci possa essere nell'educazione stradale. Ma non è che forse Caballisti, ognuno quando esce si fa le proprie regole perché non c'è proprio il rispetto del prossimo, e qua metto dentro pedoni, ciclisti, motociclisti, tutto. Cioè ognuno esce di casa e si fa le proprie regole. Giancarlo, cosa vuoi dire? Poco tempo, ma sentiamo. Sì, guarda, velocemente ti dico sì, ognuno si fa le sue regole, ma soprattutto quando leggo sui giornali che a 20 anni che si è schiantato a 220 all'ora era un bravo ragazzo. Forse qualcuno non gli ha spiegato qualcosa prima, scusami. Caballisti? Io dico sempre che il povero Berlusconi lo hanno accusato che si faceva le leggi in persona e noi siamo i primi che appena usciamo da casa ci dimentichiamo che siamo in un suolo pubblico e le regole valgono uguali per tutti. Il baseball in questo insegna che dentro le tue righe bianche dove tu andrai le regole sono uguali per tutti e devi seguire quelle per poter portare a termine il tuo gioco. Stiamo giocando con la nostra vita per le strade.
E questo è veramente un problema grande, perché sì, bisogna insegnare e fare prevenzione, perché ormai è la parola magica, però bisogna anche capire che oltre a fare prevenzione bisogna che cominciamo a sanzionare nella maniera giusta quella che le regole se le fa, perché poi mancando rispetto per se stesso ma va anche bene, ma quando fai mancare rispetto a tutti gli altri e veramente poi fai del male alla società e alla comunità, diventa un problema. Giancarlo? È assurdo quello che c'è oggi praticamente, dove riscontriamo che non si può intervenire in nessuna maniera. I ragazzini, scusami, di 16 anni, parliamo di educazione e tutto, che provengono da varie famiglie, non sto dicendo i disagiati, no, non è vero assolutamente niente. I ragazzini, io sono un minore, tu non mi puoi toccare. Usano tutti i linguaggi possibili, ti offendono come vogliono e sono anche talmente strafottenti a venirti sotto il naso e dire tu non mi puoi toccare. Io tocco tuo padre. Cioè, scusami, perché a un certo punto significa che se questi si permettono tutto questo, le regole non ci sono più. Le regole devono essere riprese, devono essere rispettate. Sbagli, paghi, figlio mio. È sbagliando che si impara nel nostro mondo, ma è nel mondo normale. Hai commesso qualcosa, bene, la prossima volta fai tesoro degli errori, fanne esperienza e trasformali in positivo. No, però noi abbiamo la frase solita che diciamo quando vediamo un ragazzo che si comporta in una determinata maniera, che è incivile, ma dove sono i genitori? Perché questa poi è la frase. Cabalisti, prego. È come a me che dicono ma chi ti ha dato la patente, che non c'entra proprio niente, perché io posso essere il più bravo istruttore, insegnarti benissimo, ma se poi tu le regole non le infrangi non è sicuramente colpa di chi ti ha fatto arrivare a un certo livello. Di conseguenza io dico sempre che non ci mettiamo più davanti a uno specchio e non vediamo quello che siamo realmente, ma vogliamo far solo capire che siamo bravi in tutto, ma l'umiltà di dire ho sbagliato, la società ha sbagliato in molte cose, quindi in questo speriamo che lo sport privilegi molto di più le attenzioni alla quotidianità e a creare dei giovani che siano più consapevoli di quello che sarà il futuro loro. Grazie, ringraziamo Roberto Cabalisti, lanciatore nazionale italiano, per essere stato con noi. Grazie Roberto, ci vedremo spero all'Ippodromo il 30 settembre e il 1° ottobre per questo grande evento Sport Senza Barriere. Come ci saluti Giancarlo? Vi saluto dicendo che la speranza è l'ultima a morire, sicuramente noi non molliamo mai. Questo qua dico perché sicuramente io ci credo, vado avanti. Mi hanno insegnato un'educazione, sono stato un collegiale, collegio vescovile mi sono fatto e un po' di filippini negli anni. E mio padre mi ha insegnato un'educazione, mio padre era del 1906, quindi un uomo di una certa età. Io spero che le cose cambino, io ce la metto tutta, non mollerò mai, finché ho fiato io vado avanti. Qualcuno mi ha detto, ma sei in pensione? Chi te lo fa? No, assolutamente. Voglio un futuro diverso, voglio un'inclusione, voglio una tranquillità, punto. Tutto questo voglio, non voglio nient'altro. Grazie a Giancarlo Rossi, presidente Treviso Baseball. Vi lascio con questi bellissimi video che ci ha portato Don Paolo Magoga. Sono riuscita a mandarli tutti, perciò li vedremo adesso, in attesa poi di commentarli con Alessandro Cestaro, direttore scuola del fumetto di Treviso, perché sono importanti. Guardiamo questi ragazzi e ascoltiamoli. Pubblicità. Well, I wish I can swim like dolphins can swim. Oh, nothing we keep us together. Sia nel modo, ovvero con un concerto, con musica rock, ma soprattutto presentando un libro che è la conversione di uno studente del CFP, si potrebbe quasi dire, perché ne ha passate di tutti i colori, ne ha fatte di tutti i colori, però il messaggio qual è? Che ci si può rialzare, c'è una seconda possibilità e se ti fai aiutare anche dal grande capo lassù, ce la fai e puoi fare del bene e seminare per chi magari è nella tua prima fase, cioè di un ragazzo smarrito che ha perso i riferimenti e che ha bisogno di qualcuno che gli tenda la mano. Mi chiudo in una stanza pure quando sono fuori, che aspetterò l'uscita della scuola con i fiori. Balliamo tra le stelle nello spazio che ho creato coi perché.
Quando pensiamo ai nostri ragazzi immaginiamo sempre che siano persone superficiali, impermeabili a tutti i messaggi, e invece vedere che un paio di ragazze si sono commosse significa che il messaggio ha colto nel segno. Queste lacrime dicono che non solo loro, ma altri e altre hanno avuto modo di pensare probabilmente alla propria vita, a un desiderio di riscossa, di riscatto, e credo che sia stata una lezione di scuola e di vita. Tutto il tempo che ci serve per imparare il perdono. Il messaggio è quello che per qualsiasi cosa ci succede nella vita, la chiave è il perdono, riuscire a perdonare. Il libro parla di un abuso, di una violenza, ma io dico sempre, chi di noi non ha subito una violenza nella vita? Magari non un abuso come nel mio caso, però una violenza verbale, una situazione scomoda. E la chiave è il perdono. Il libro vuole dare questo messaggio. Qualsiasi cosa ci succeda, dobbiamo cercare di vivere il presente. Che ci possa riportare al presente è il perdono, che ci può riportare al presente è il perdono. Siamo creature di Dio, quindi dobbiamo essere consapevoli, e la bellezza sta nella diversità. Questa società qua spesso cerca di raggrupparci tutti sotto un certo format, e quindi se tu non hai quei lineamenti, se non hai quel modo di vestire, se non hai quel modo di parlare, sei fuori un po' dal gruppo. La bellezza è essere se stessi, riuscire a essere se stessi. Certo è un passo importante, difficile da fare, però lavorare su questo, accettare i propri difetti, anche fisici, perché ci rendono unici, no? Il mio difetto è quello che mi rende unico. Lo spettacolo non finisce qua, va avanti, perché i ragazzi poi ti chiamano, quando capiscono. Per farlo devi avere la forza di metterti nel loro piano. Quindi devi cercare di entrare tu nel loro mondo, non puoi pensare di portare loro nel tuo mondo o fuori dal loro mondo se prima non entri nel loro mondo. Ecco, io lì so che adesso sembro presuntuoso, ma sono bravo, perché li amo, entro nel loro mondo, vado a vedere le effettive problematiche e i problemi li risolviamo assieme. We can be heroes, ma soprattutto we can be heroes. È per voi ragazzi del CFP. We can be heroes. Just for one day. Dai, dai. We can be heroes. 1, 2 e 3. Un bel applauso. Inaugurato il 1° settembre, nella giornata mondiale del creato, il percorso botanico naturalistico è accessibile a tutti, presso il Centro di Spiritualità e Cultura Don Paolo Chiavacci di Crespano di Pieve del Grappa. Si tratta di un percorso ad anello che si snoda per 130 metri all'altezza del primo parcheggio sulla strada che porta al centro. L'iniziativa fa parte del progetto Turismo Sociale e Inclusivo del Veneto, promosso dalla Regione e finanziato dal Fondo Ministeriale per l'Inclusione delle persone con disabilità. Questo evento ha aperto le porte veramente a tutti coloro che prima di questi giorni facevano fatica ad accedere alla montagna per problemi di mobilità o addirittura di vista. E quindi attraverso il nostro sito del centro Don Paolo Chiavacci oppure telefonando è possibile visitare questo sentiero chiamato inclusivo, ma nel senso di entrare a diretto contatto con la natura. Troveremo dei pannelli didattici dove con dei QR è possibile anche ascoltare la voce di Carlo Petrini, del Papa, di Greta Thunberg e passeggiare con quote pensate proprio per chi ha difficoltà motorie, quindi anche anziani, carrozzine, e poter vivere un'ora di pace, di ascolto della natura e di riconciliazione anche con se stessi. Un progetto frutto della collaborazione tra più enti.
La Regione del Veneto, assieme alle aziende sanitarie, ai comuni, al privato sociale e alle realtà turistico-ricettive del territorio veneto, vuole valorizzare ancora di più queste realtà a grande valenza turistica attraverso la promozione di un turismo inclusivo, quindi un turismo adatto ad accogliere tutte le persone in modo sicuro. Il turismo fa parte di uno dei tasselli del progetto di vita a cui teniamo moltissimo nella costruzione proprio del futuro, anzi del presente del disabile, per creare una vita normale il più possibile uguale a chi non ha la disabilità. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio, il nostro distretto di Asolo e Montebelluna, che ha avuto la capacità negli anni di costruire una vera rete tra gli enti gestori, gli enti locali, le famiglie, il volontariato e i servizi dell'ULSS. Quindi siamo orientati a sviluppare sempre più progetti di vita personalizzati in modo da dare a ogni disabile l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie attitudini e avere sempre più esperienze di vita indipendente. Presentato Spazio Lavoro, il nuovo servizio offerto dai comuni di Asolo, Fonte e Maserre, con il settore servizi alla persona della Fondazione Opera Montegrappa. Non più da soli, ma insieme, capitalizzando l'esperienza di ognuno e mettendola in relazione e in rete. Questo progetto nasce proprio dalla volontà dei comuni di Asolo, Fonte e Maserre di collaborare, di interagire insieme in un modello proprio di rete per fornire un servizio nuovo ai nostri cittadini, e quindi il fatto di avere questa volontà siamo anche più forti a rispondere, diciamo, al meglio a una vasta, diciamo, platea di cittadini e anche a coinvolgere le nostre aziende del territorio in modo tale da fornire anche nuove figure professionali. Ed è grazie ai comuni con la loro rete di servizio che diventa un aiuto importante per i soggetti più in difficoltà. Perché noi come comuni abbiamo una rete capillare, soprattutto anche verso quei soggetti che sono più in difficoltà e che magari altri enti come lo sportello lavoro non è in grado di attivare e di mettere in contatto o accompagnare verso la ricerca del lavoro. Una prova tra comuni per associarsi anche con altri servizi. Ci credo davvero tanto in questa iniziativa. Già col comune di Asolo e Fonte abbiamo già una collaborazione sempre nell'ambito di servizi sociali. Questo è un esempio concreto, uno sportello, spazio, lavoro nuovo, e servirà anche di prova per associarsi anche per altri servizi futuri. Ma in pratica come funziona questo servizio? Diamo un numero di telefono e un indirizzo email e le persone ci contattano e si concorda il luogo, che può essere anche questa sede, e il giorno, che certo è un giorno stabilito ma che si può discutere insieme. Una volta incontrati si fa un primo colloquio e poi insieme si cercano le aziende, si monitora come può essere andato il primo colloquio, si monitora la ricerca di lavoro e quindi in quante aziende è stato portato il curriculum, come ci si atteggia quando si porta un curriculum, e alla fine, qualora ci fossero delle possibilità e che quindi l'azienda si rende disponibile, si può addirittura agevolare questo inserimento con un contributo che i 3 comuni stanziano, quindi non solo per orientare la persona a cercare lavoro, ma anche per aiutarla nell'inserimento professionale. Un'app car chiamata AB0, come i gruppi sanguigni, trasformata e dedicata ai donatori di sangue, è la prima classificata nella sezione scuole superiori nell'edizione di quest'anno del premio Il dono prezioso del sangue, organizzato dal reparto donatori sangue Montegrappa. Le premiazioni si sono svolte sabato 20 maggio presso l'Auditorium Vivaldi di Cassola. L'app car fa il paio con il robot FOMG, un transformer alto più di 3 metri realizzato lo scorso anno, che pure ha vinto il premio a questo concorso. CFP ha pensato bene di elaborare una vecchia app e trasformarla in qualcosa di futuristico. Certamente hanno lavorato più settori di questa scuola, i carrozzieri, i meccanici, ragazzi e ragazze. Beh, è stata una bella sensazione anche perché ci siamo messi tutti assieme. E vederle entrare è stato un po' perché non sapevamo, cioè era spoglia, non sapevamo da dove iniziare, ma dopo vederla alla fine è stato un bel risultato. Sicuramente riuscire ad avvicinare i ragazzi a un argomento che è la donazione del sangue
costruendo un veicolo del genere sicuramente è molto bello. Loro sono stati interessatissimi perché comunque abbiamo fatto un mix di 3 veicoli, è stata una cosa, diciamo, anche per loro, no, molto interessante. Abbiamo fatto la fusione tra un'ape, quella che potete vedere, e il telaio l'abbiamo autocostruito, abbiamo fatto la fusione con un quad per quanto riguarda la trasmissione e abbiamo messo su un motore Yamaha 600, per cui erano tutti quanti entusiasti, no, di creare questo veicolo, insomma strano ma bello. È stato recuperato, era completamente ruggine, è stato levigato, preparato, stuccato, riverniciato in maniera tale che sia il più carino possibile da vedere per gli altri. I ragazzi in questo ci hanno messo corpo e anima in maniera tale da fare del loro meglio per quello che è ancora il loro percorso formativo in questa scuola. Ma cosa si prefigge il premio? Il premio si prefigge la sensibilizzazione dei ragazzi proprio in questo atto. È nato da una signora che è mancata 24 anni fa e che però ha chiesto ai figli di istituire questo premio con una borsa di studio in modo tale che i ragazzi venissero sensibilizzati. È una signora che ha sempre dimostrato grande apertura e grande senso di responsabilità e soprattutto di aiuto alle persone meno fortunate, sia in ambito di indigenza ma anche e soprattutto in ambito salutare. Quindi il sensibilizzare la donazione di sangue, visto che il sangue non lo fabbrica nessuno, si può solo ed esclusivamente donare, è uno degli aspetti molto importanti. Ciao, intanto io sono Cestaro Alessandro, sono il direttore della Scuola del Fumetto di Treviso, sono io stesso un fumettista e oggi in Villa Margherita stiamo facendo con i ragazzi un fumetto come lo facevano gli antichi cavernicoli, ovvero disegnando di getto, senza gomma e raccontando una storia solo grazie alle immagini che vengono fuori dalle manine di questi giovani artisti. Sto facendo una storia di un viaggio nel tempo dove ci sono io con una macchina del tempo che vado in questa villa indietro di un sacco di tempo con la regina Margherita. Qui ci sono io con la macchina del tempo che parto. Qui la macchina scomparisce perché sono andata in un'altra epoca e qui c'è la villa che devo finire. Dopo praticamente ci sarà che incontrerò la regina e diventeremo amiche e infine si farà una grande festa. Ciao, io sono Riccardo Masson e sono al corso di disegno Villa Margherita e oggi vi farò vedere il mio fumetto su Jurassic World. Qui inizia facendo vedere i dinosauri che pascolano nei prati e fa vedere le persone che lo guardano. Poi c'è anche il cacciatore dei dinosauri che vuole puntare il dinosauro per spararli, però arriva il dinosauro carnivoro, quello più grande, e mangia uno dei suoi colleghi. Però il dinosauro erbivoro viene comunque colpito e le guardie del parco dei dinosauri sparano al dinosauro per farlo addormentare e per farlo calmare, così non muore nessuno. E poi niente, adesso poi devo continuare, non è ancora finito. Sto disegnando. Io che dormo, poi mi sveglio, poi dopo bevo il caffè, poi dopo vado via e vado qua dove c'è il tappeto e l'ombrellone, cioè a questa festa. Poi sono andata al parco giochi, poi qua è dove sono tornato a casa e ho disegnato. Poi qua è dove sono andato allo zoo e c'era il dinosauro. Poi qua è dove ho dormito, sono andata a dormire. Tutti possono farlo. Il bambino per esprimere la sua creatività, l'adulto per raccontare una storia, il diversamente giovane è in pensione invece di andare, che so, a bocce,
per intenderci, può benissimo prendere e imparare nuove attività, nuove cose. Spessissimo ho dei clienti che sono avanti con l'età, ma non ho più l'età per fare. No, ce l'hai, perché ci sei, quindi se ci sei puoi fare. E ringrazio Alessandro Cestaro di essere qui con noi per far capire l'importanza di questa scuola del fumetto, di questo giovane uomo, di questo insegnante, di questo fumettista che sta cercando di far capire l'importanza di ascoltare il bambino e non solo, di dare importanza alla manualità, visto che si dice sempre di più che i bambini, i ragazzi non hanno manualità. Sono passati ormai sono passati dei mesi dei centri estivi che abbiamo appena finito a settembre a Villa Margherita. Cosa ci racconti, Alessandro? Ciao Mirella a te e ciao anche ai tuoi telespettatori intanto. Ti racconto che è stata un'estate fantastica, piena di impegni, piena di soddisfazioni. I centri estivi è stata una delle esperienze più belle che abbiamo fatto. Abbiamo avuto modo di dare la possibilità sia a delle persone di imparare a insegnare, o almeno iniziare a imparare a insegnare, sia a dei ragazzi di avere un ambito lavorativo, didattico e soprattutto ludico, senza stress, senza impegni. Abbiamo giocato ai gavettoni, abbiamo disegnato, abbiamo girato per il parco, scoperto la natura. I bambini hanno scoperto che le foglie sono geometriche e che la geometria è ovunque, hanno aperto gli occhi, cioè hanno iniziato a vedere il mondo in un altro modo, solo con la pratica del disegno e della creatività. Quella è stata un'esperienza fenomenale, per non parlare poi dell'esperienza che io poi ho avuto con una delle nostre allieve, la Elisa. Che tutti conoscete, Lisa, abbiamo avuto ospite anche la mamma l'altro giorno, la Raffaella Buziol, perché ancora adesso la fatica di far partire questa scuola con Lisa, che ha bisogno veramente di andare a scuola perché mancano gli insegnanti di sostegno, è sempre in ansia perché non sa se verrà chiamata. Come hai visto, c'era un insegnante della scuola dei segni della regione, pagata dalla regione, proprio per aiutare Lisa in questo percorso che lo trovo straordinario. Cosa vuoi dirci, Alessandro? E quello è stata, a mio giudizio, per me soprattutto un'esperienza di arricchimento, perché quando hai delle persone come l'Elisa, la gente fraintende che sono persone che non riescono a dare o hanno delle mancanze. Balle. È tutto il contrario, se tu devi imparare da loro. Anche la fatica di imparare dei segni, facciamo la fatica di imparare l'inglese per parlare con gli inglesi, avere il commercio, facciamo la fatica di imparare il cinese. Anche questa è una lingua, è una comunicazione. Io poi sono un amante delle comunicazioni perché il fumetto stesso è una comunicazione visiva per immagini, quindi anche il linguaggio dei segni penso è la cosa più vicina che mi sia mai capitata di avere. E anche i ragazzi che hanno frequentato il centro estivo, che hanno lavorato insieme all'Elisa, hanno anche loro imparato da lei, quindi è stato uno scambio culturale meraviglioso, stupendo proprio. Io vedo che qui hai un libro, Alessandro, cosa ci hai portato questa mattina? Allora, questa è una fatica che ho fatto fare ai nostri ragazzi della scuola di fumetto, e quando dico nostri ragazzi intendo i ragazzi, i bambini dai 9 anni fino anche agli adulti dei 65. Sostanzialmente mi sono accorto che a casa avevo un libro e dovevo solo pubblicarlo di storie dei nostri nonni, elfi, gnomi, folletti, con cui i nostri nonni sembra quasi che ci convivessero insieme. In questo libro ho raccolto le storie che parlano di tesori nascosti appunto da queste creature fatate nel Veneto e ovviamente poi in tutta Italia. La mia fortuna è stata di girare parecchio il nostro bellissimo paese e sono un chiacchierone, parlo spesso, soprattutto con i vecchi, e quando si parlano anche di questi argomenti ti arrivano belli convinti delle loro storie. Preso appunti, tirato giù un libro e fatto illustrare ai nostri ragazzi. E ripeto, non ho guardato né bravura né niente, ma impegno e caparbietà che essi hanno dato alla cosa, ed è stata anche questa un'esperienza estiva. La Emma. Tu sei molto richiesto, Alessandro, hai girato diversi comuni, hai dipinto diverse vetrine, ecco, c'è questa richiesta, si sono accorti che è importante questa scuola del fumetto di Treviso, che tu sei importante perché bisogna anche saper comunicare con i bambini. Tu giustamente hai detto una cosa importante che avete sentito anche voi a casa,
non solo si disegnava ma si giocava. Esatto. Ecco, cioè questo bambino era libero non solo di disegnare, ma anche poteva giocare, poteva respirare, poteva conoscere gli alberi, le foglie, il verde e la natura. E c'era un'attenzione massima, o sbaglio, Alessandro? Ci deve essere un'attenzione massima, il bambino deve sentirsi libero di pensare e di immaginare quello che vuole. Il fumetto è un mezzo per farlo. Poi ringrazio infinitamente poi i commercianti che quest'anno, dai commercianti di Noale, dove siamo andati a fare le vetrine di Noale per la fiera dei fiori di Noale, ringrazio tutti i commercianti e la Prosecco Cycling che ci hanno permesso di fare anche le vetrine anche a Valdobbiadene, in cui i nostri allievi hanno potuto sbizzarrirsi, mantenendo il tema ciclismo in un ambito e il tema fiori nell'altro, e colorando una città, un paese con... Io lo dico sempre, siamo in Italia, la mia battaglia è quella di far tornare i nostri ragazzi a una mentalità di nobiliarizzare l'arte in Italia, come era una volta. Siamo o non siamo un paese di artisti? E allora non mettiamo dei freni ai nostri bambini, non facciamoli neanche capire, perché molto spesso i genitori lo dicono in faccia, non disegnare, lascia stare perché non andrai da nessuna parte. L'avessero detto a Leonardo da Vinci, credo che avremmo perso dei capolavori in mani. Ecco, l'importanza del genitore che capisce che suo figlio può avere all'interno di questo bellissimo testolina un qualcosa in più, la creatività, ma la creatività devi sapergliela anche cogliere, devi sapergliela tirare fuori, intrigandolo. Ecco, questa è che viene poi abbinata alla manualità. Non è vero che i bambini non hanno manualità, è che sono troppo fermi. Cosa vuoi dire, Alessandro? Che nella mia esperienza noto tanti genitori che hanno questa indole, molti che però sono anche giustamente dei realisti, perché effettivamente non c'è un campo, chiamiamolo un campo politico, un campo sociale che appoggi poi queste cose. Da parte mia vedo nella maggior parte comunque dei casi che i genitori spingono, se hanno delle passioni spingono. Il problema è quando si arriva a quel punto tale in cui il bambino diventa ragazzo e sta per diventare adulto e subentra la realtà. Se effettivamente non siamo in un paese che queste cose vengono avvalorate, come farei l'esempio dei francesi, se vai in Francia e dici che sei un disegnatore ti trattano alla stregua di un Vasco Rossi, perché hanno molta ammirazione dell'arte. Cioè noi siamo ammiratissimi all'estero, ed è Qui invece assurdo che abbiamo qua... la pacca sulla spalla, noi invece di dire bravi, supportare, pacca sulla spalla, e con la pacca sulla spalla non vai da nessuna parte. Chiederei alle regie se ha anche qualche foto da farci vedere intanto che parliamo di questi disegni. Ecco, leggere un disegno. Ecco, abbiamo visto anche con Bibbiano questi disegni stravolti di bambini che magari disegnavano una cosa che non avrebbero mai immaginato che venisse interpretata in maniera così diversa. Ecco, come si legge un disegno e come si crea un fumetto? Hai due modi di disegnare e quindi hai anche due modi di lettura del disegno. Puoi disegnare ciò che vedi e poi disegnare ciò che senti, pensiero e sensazione. Ecco, qui vediamo un disegno, ad esempio, Alessandro, cosa vediamo? Oh beh, questo è un disegno, è una tavola di un mio prodotto, di un mio fumetto. Come si nota, Elfi, Gnomi e Fate Folletti sono dei soggetti che io adoro moltissimo. Sarà che avendo vissuto in montagna avevo questo rapporto con la natura e quindi le favole, le storie dei vecchi mi hanno sempre affascinato. E questo è un disegno cosiddetto di fantasia, si disegna ciò che non esiste nella realtà ma ciò che io ho in testa, quindi questa è la prima chiave di lettura. La seconda chiave di lettura poi è proprio disegno ciò che vedo. Un bambino quando mi crea un disegno, quando disegna la propria famiglia, ha due modi di lettura: sta disegnando la famiglia che vorrebbe o sta disegnando la famiglia che ha. E se sta disegnando la famiglia che ha, ci sono delle trame di lettura che un buon psicologo sa cogliere subito al volo e che poi bisogna anche stare attenti. E soprattutto un buon psicologo capisce quando è ciò che è o ciò che il bambino si inventa.
perché anche il bambino può inventarsi delle storie fantastiche, l'adulto può fraintendere e non capire fin dove è la fantasia del ragazzo e fin dove poi arriva anche la realtà. Dove finisce la realtà, esatto, e inizia un nuovo percorso del figlio. Un'altra cosa che volevo chiederti, Alessandro, cosa disegnano questi bambini? Prima abbiamo sentito dalle interviste la regina, la fata, come hai detto tu, poi passiamo invece ai dinosauri. Ecco, cos'è che ti colpisce di questi ragazzi e dov'è secondo te che vanno a parare? Qual è il loro obiettivo nel disegno? Allora, la cosa che più mi colpisce è che nella fascia di età, che va sostanzialmente dai 9 fino ai 12 anni, c'è fantasia a fiumi di fantasia. Spesso posso tranquillamente chiedergli, dagli un foglio bianco e dire disegna quello che vuoi, che lo fanno. Dopo il percorso delle medie, la fantasia sembra che sia stata chiusa in una gabbia, relegata, basta, non toccarla più. Dai un foglio bianco, disegna ciò che vuoi e sono lì bloccati con la matita in mano. Si perde il bambino interiore. E questo cioè non è grave solo per un artista o per un creatore di storie, ma è grave per tutti, cioè tutti noi adulti, e lo dico io che di 40 anni ce ne ho anche abbastanza suonati, quindi mi reputo adulto, però la nostra salvezza, più il mondo è difficile, più ci arrivano problemi anche familiari, che non mancheranno mai i problemi. Se noi invece abbiamo anche il coraggio di poter utilizzare la fantasia per poterli superare, magari non si risolvono, ma riesco ad affrontarli o capire se quel problema va effettivamente risolto o meno. Allora, si parla molto anche di prevenzione e di educazione, di socializzazione, di integrazione. Io ho notato, io ho il banco solidale, perciò quelle famiglie che non potevano pagarsi i centri estivi, ci siamo messi noi d'impegno con Alessandro Cestaro a Villa Margherita e perciò i bambini erano di tutti i colori. Avevamo veramente un girasole meraviglioso. Quello che però io ho notato è che il bambino non nota la diversità del colore dell'altro bambino, lui gioca con il bambino e se anche non sa la lingua riesce comunque a comunicare con il gioco. Prego Alessandro, cosa vuoi dire? Non riconosco, ma se noi ci pensiamo quando eravamo piccoli noi, neanche noi distinguevamo la persona buona e cattiva dal colore della pelle. Cioè, io non ho questo tipo di ricordi, è l'adulto che lo fa notare al bambino. E il bambino poi viene influenzato dall'adulto o dalla comunicazione, dei media, perché parlare di razzismo e condannarlo, io sono il primo, cioè, mi metto a capofila nella battaglia contro il razzismo. E cedere sulla cosa o farlo notare, cioè, è deleterio per il bambino, perché i bambini non nascono razzisti, non hanno questi, cioè, è zero assoluto. Loro distinguono il bambino se gli è simpatico o meno, può stargli sulle scatole sia il bambino di colore quanto il bambino, chiamiamolo nostrano, anche se è un termine che non vorrei utilizzare. Il bambino guarda l'anima della persona, punto. Fine. E dobbiamo imparare a farlo anche noi e non condizionare i bambini, non dirgli stai distante da lui perché è zingaro, perché è nero, questo assolutamente da evitare, perché il bambino sa già come comportarsi. Vediamo anche un altro video perché il tempo corre, purtroppo devo correre anch'io, andiamo a vedere. Ho iniziato a disegnare lì, io sono stata allieva lì dal 2012 e da circa 2 anni insegno al corso del lunedì. Un personaggio di un anime, di un manga, Rei di The Promised Neverland, e questo. 24 anni e questa passione c'era avuta fin da piccolo, però come disegno ho iniziato a frequentare questa scuola da circa 2 anni ormai. Dietro ogni fumetto c'è una storia, dietro ogni volto una passione che può diventare progetto di vita. Nel parco ottocentesco di Villa Manfrin è così andato in scena il primo evento cosplay di Treviso dedicato a fumetti, manga, giochi di ruolo. Stiamo giocando a un gioco che si chiama L'Ultima Torcia, è un gioco di ruolo fantasy in cui i partecipanti interpretano dei personaggi che incarnano un po' lo stereotipo dell'avventuriero, un po' alla Tolkien, quello che si vede che si è letto nei romanzi, visto nei film, quindi nani, elfi, umani. L'obiettivo della giornata è quello di condividere l'arte di giovani artisti che vogliono approcciarsi al mondo del fumetto o delle fan art, insomma un po' dell'arte in generale, e permettere quindi anche a Treviso un piccolo spazio per i giovani per potersi mettere in mostra e condividere ciò che amano, le loro passioni.
A organizzare la giornata la scuola di fumetto Wonder Comics, che guarda i prossimi appuntamenti. Abbiamo anche dei centri estivi che partiranno il 12 giugno e lì appunto faremo anche un laboratorio di storytelling per creare una storia e poi animarla con le tecnologie che abbiamo attuali nel cellulare, qualche programma, e poter fare un corto animato insieme ai ragazzi dei centri estivi. Sempre qui a Villa Manfrin, grazie anche alla collaborazione e all'aiuto della Mirella Tozzato. Una realtà in espansione, quella del fumetto, anche a Treviso. Per i più talentuosi un'opportunità di lavoro nelle arti grafiche, dalla pubblicità al cinema, in generale una passione che fa evadere dalla quotidianità. Il disegno principalmente mi ha sempre appassionato fin da quando sono bambina, infatti mi rilassa molto disegnare, proprio mi aiuta a staccare anche dai problemi quotidiani molte volte. Ecco, pensate che bella questa frase ultima di questa ragazza, mi fa staccare la spina. Ecco, riesco disegnando staccare la spina. Prossimamente c'è anche un grande evento, cosa succederà a Treviso? Alessandro, c'è stato a fine settembre? Questo fine settimana avremo la Manfrin Comics ufficiale, ovvero una fiera delle autoproduzioni, quindi tutti i ragazzi, i giovani e non giovani, o diversamente giovani, chiamiamolo come vogliamo, che hanno nel proprio cassetto un prodotto, lo hanno pubblicato, lo vogliono promuovere, finalmente uno spazio idoneo per fare ciò. Quindi in Villa Manfrin avremo produzioni, diciamo anche la data, che così a casa 23 sanno. e 24 settembre, quindi in Villa Manfrin avremo giovani ragazzi che proporranno le loro opere, sia di fumetti cartacei che di artigianato o di quadri. Avremo anche una piccola area di commercio, avremo anche giochi all'aperto, sponsorizzata dal gruppo Carri Disarmati di Conegliano, e un invito a tutte le famiglie a passare a trovarci. L'entrata è assolutamente gratuita, è una cosa di cui io e Mirella ci siamo subito trovati d'accordo. Troverete i cancelli di Villa Margherita Manfrin aperti, perciò c'è l'autobus che arriva proprio davanti al cancello. 1 da Treviso, proprio vi fermate davanti al cancello, i cancelli sono aperti, vi accogliamo a braccia aperte, e la mostra degli autori, abbiamo autori di fumetti che metteremo anche in mostra presso la Barchessa, sempre lì in Villa Manfrin, Retta Margherita, e autori a sorpresa che mi hanno promesso di venire, non mi hanno ancora dato la garanzia, ma ci saranno autori grossi che vorranno vedere questa realtà che stiamo creando. Passeggiata dei levrieri per sensibilizzare anche la situazione che i levrieri subiscono una volta che finiscono di essere utilizzati come cani da corsa. Lo sapete benissimo, fanno una brutta fine. Per fortuna ci sono volontari che li salvano, quindi ci saranno anche loro che faranno visita a Villa Manfrin, e un inizio è una cosa che voglio che diventi una cosa grande. Un'altra domanda, Alessandro, la differenza tra vignettista e fumettista? Il fumettista credo che sia un po' più libero, questa è un'opinione mia perché è molto soggettiva. Il fumettista è più libero di narrare quello che vuole, il vignettista lo fa proprio indirizzato a denunciare una situazione politica, sociale o simili. Certo, lo si può fare anche con il fumetto, però nel fumetto puoi tranquillamente essere un cialtrone nelle tue storie, quindi puoi metterci il mostro di Loch Ness che affonda una portaerei americana e sei a posto. Mentre un vignettista deve avere un senso della realtà e la capacità di ironizzare su ciò che di più brutto può capitare. Un'altra iniziativa molto importante è quella che avverrà poi anche a fine del mese qui a Treviso, questo festival enorme del fumetto. Cosa ci racconti, Alessandro, dove tu sarai, anche tu parteciperai? Assolutamente, dopodiché avremo anche un mese letteralmente impegnativo, e nel weekend del 1° ottobre ci sarà anche la Treviso Comic Book Festival e ci sarà anche lì una mostra degli autori tutti trevigiani presso Palazzo Bombay, se non ricordo male. E il Treviso Comic Book Festival, come ogni anno, ha rallegrato anche lui le vetrine del centro di Treviso e periferie, promuovendo una mostra che ormai siamo arrivati a un numero esorbitante, è la 20ª edizione se non ricordo male. Perdonatemi organizzatori se sparo cifre a caso, eccolo là, Treviso Comic Book Festival.
autori importanti, presentazioni, mostre, quindi credo che Treviso si possa benissimo elevare a città promotrice dell'arte. Era l'edizione del 2022, quella che abbiamo visto, infatti c'è un assessore che adesso non c'è più, l'assessore Lavinia Pretti, ma quello che è importante è la partecipazione sì del ragazzo ma della famiglia. Ecco, l'obiettivo che noi tutti ci stiamo prefiggendo anche con la manifestazione, con l'evento che faremo il 30 di settembre, il 1° di ottobre all'Ippodromo Sant'Artemio, con il coinvolgimento di 20 comuni, pensate, del CONI, del CIP, dell'ULS 2 Marca Tervigiana, del Festival dello Sport, di Spezia Olympics. Siamo veramente in tantissimi per dar capire e far capire soprattutto ai genitori e alle famiglie che devono venire assieme. La famiglia, i nonni, i genitori, i ragazzi, per un momento veramente lieto di vedere questi animali meravigliosi all'Ippodromo di Treviso, che ha messo a disposizione questi spazi meravigliosi per far capire che forse dobbiamo unirci di più, o sbaglio, Alessandro? Io direi, care mamme, cari papà, cari nonni, penso che per questo mese i weekend li possiate avere impegnati, o il sabato o la domenica non avete potete scuse. dire mi sono Prendete annoiato. i vostri bambini e portateli a conoscere questa città, portateli a conoscere queste realtà, portatevi anche a conoscere le passioni che hanno i vostri figli, perché io ci scommetto quello che volete, vostro figlio ha la stessa passione che avevate voi da piccolo, solo che voi non ve lo ricordate. E allora dobbiamo farglielo ricordare, ma soprattutto anche una cosa importante è quello dell'inclusività. Ecco, il bambino deve capire questa parola. Io racconto sempre, Alessandro, quando questa bambina ha visto proprio a Villa Margherita Inclusiva questo uomo, il nostro Fulvio Marotto, che è del direttivo dei Veneti Schiacciati, che purtroppo è senza mani, senza metà braccio, è senza gambe. Questa bambina l'ha guardato e gli ha detto: ma come mai tu sei senza dita? E lui l'ha guardata e gli ha risposto: guarda che sei tu che ne hai troppe. E lei si è guardata la mano e ha detto: ma forse sai che hai ragione, sono io che ne ho troppe. Capite che anche la diversità, se viene spiegata e vista in maniera diversa, questo bambino diventa inclusivo? Cosa dici, Alessandro? Tu hai conosciuto poi Fulvio. Ci ho conosciuto. Era anche una tua bambina, mi sembra questa. Mamma mia, Fulvio un grande veramente. Cioè, riesce a fare il meccanico, cioè, non ha un handicap. Cioè, no, non ce l'ha. L'handicap, c'erano le persone che additano le persone con l'handicap dicendo: ecco, tu hai l'handicap. Io nei corsi di fumetto ho una allieva ed è sempre stata stigmatizzata come una bambina caratteriale, incapace di fare questo, di fare quest'altro, di fare quest'altro, e lei, a furia di essere svalutata, si svaluta. A Manfred Comics gli ho pubblicato un suo fumetto, un suo gioco e colora, non un fumetto ma un gioco e colora, e lo portiamo a Manfred Comics. Mi fa: ma no, le mie cose non piacciono. Iniziamo a proporre. Iniziamo ad avere un ambiente in cui non esista la differenza, esista soltanto, a mio dire, la voglia di imparare l'uno dall'altro, perché io sono un perenne ricercatore di maestri e vorrei che anche i miei allievi lo fossero, perché non è che moriamo saggi, non illudetevi, moriamo stupidi come siamo nati, ma forse un po' più furbi. Un'altra cosa importante è far capire l'importanza di far diventare questi bambini, questi ragazzi protagonisti, perché questo è quello che vogliono, essere loro i protagonisti. Forse dobbiamo investire di più su questo, dare più responsabilità, capire che loro ci sono sul pezzo se noi li responsabilizziamo. Cosa dici, Alessandro? Che la fiera Manfred Comics la stanno creando dei ragazzi che hanno sostanzialmente dai 18 ai 22 anni. Penso che sia una risposta abbastanza soddisfacente, e in più i volontari, giovani, allievi, quindi anche lì dai 16 ai 18 anni, bada bene, non è lavoro minorile, tutti volontari ben disposti. Tutti volontari, spieghiamo bene. Al quale si dà non solo responsabilità, ma opportunità. C'è chi tentennoso, ma no, ma io non sono in grado, ma io non ce la faccio. Vai, fai e prova. Sbagli, il compito dell'adulto cos'è? Non impedire lo sbaglio, ma una volta che è sbagliato stargli a fianco e rimediare allo sbaglio e insegnargli come rimediare allo sbaglio. Fine. Non esistono problemi insormontabili. Un'altra cosa che
stai cercando di far capire soprattutto anche alla scuola. Io ho raccontato questa settimana che ho letto delle interviste dove questi ragazzi, che veniva chiesto loro cosa vorresti nella scuola, una scuola diversa, una scuola che mi intrigasse di più, vorrei un dopo scuola diverso con una certa manualità. Ecco, cosa vuoi dire, Alessandro, in merito a queste dichiarazioni che abbiamo sentito di questi ragazzi? Che dobbiamo continuare ad ascoltarli, perché se continuano a chiedere questo, hanno delle richieste e continuano ad esserci queste richieste, noi dobbiamo continuare ad ascoltarli in modo da dare pian piano, perché purtroppo non si riesce a cambiare dall'oggi al domani. La scuola è una di quelle cose che non è mai evoluta. Se guardiamo a 100 anni fa, la scuola era una classe con dei bambini che si facevano i bravi, venivano promossi, e si facevano i cattivi, venivano bocciati. Il cellulare 100 anni fa era una rondellina con un megafono, un tubo per comunicare. Adesso il cellulare è un computer che ha più tecnologia, il mio cellulare, dell'Apollo 13 che è stato mandato sulla Luna. Cioè, la scuola non è evoluta. La scuola forse in questi 100 anni non ha mai ascoltato tutti quei bambini che sono passati di là, tutti quei pianti, tutte quelle lacrime, tutta quell'insofferenza che c'è stata e che a mio dire se vogliamo davvero dare qualcosa ai nostri figli, a questi giovani, dobbiamo togliergli la sofferenza di apprendere. Allora, ormai siamo in chiusura, Alessandro, vediamo ancora altri disegni proprio per far capire l'importanza della manualità che ce l'hanno questi bambini che poi diventano ragazzi, diventano adulti e magari diventano anche dei famosi fumettisti, diventano dei designer meravigliosi, non lo sanno ancora, bisogna però intrigarli per fargli capire che forse all'interno c'è questa creatività che qualcuno non riesce a far capire l'importanza di far disegnare, di creare a questi bambini. Ecco, questa scuola del fumetto penso faccia questo, cercare di capire cosa c'è di creativo nel bambino. Prego Alessandro, poi chiudiamo. Quello che vorrei io dai ragazzi miei è che non smettano mai di sognare e non smettano mai di parlare con il loro bambino interiore. Se raggiungo questo obiettivo sono più che contento. Come vuoi salutare i nostri telespettatori e telespettatrici, ma soprattutto che messaggio vuoi dare questa mattina, Alessandro? Innanzitutto vi invito comunque a far visita al Manfred Comics, al Treviso Comic Book Festival e all'Ippodromo di Treviso. Vi invito a giocare con i vostri figli, ripeto, scoprite le vostre passioni da piccoli e scoprirete che anche vostro figlio ha le stesse passioni. Vi invito a ritrovare anche voi il vostro bambino interiore, perché è lì che parte la felicità della persona, cioè cercare la propria felicità interiore. Non è facile, ma i bambini sono dei grandi maestri in questo. L'ultima cosa, poi veramente ti lascio, ma è importante l'importanza di capire anche all'interno della scuola che questo bambino deve diventare protagonista. Prego Alessandro. La scuola io vorrei che avesse più insegnanti, più pagati, meglio pagati, perché quello è un lavoro preziosissimo, e che i bambini capiscano che loro valgono oro colato, tutti dal primo all'ultimo, e l'insegnante deve trasmettere questa cosa senza svalorizzare. E lì è un discorso, cioè, è un problema grosso, ma lo affronteremo e lo smantelleremo passo dopo passo, mese dopo mese, anno dopo anno. Mi è piaciuto il discorso che hai fatto presentando questo libro che rifaccio vedere. Tu hai parlato di diversamente giovani e di bambini, forse li abbiamo divisi troppo, forse l'uno ha bisogno dell'altro, anche queste iniziative forse devono coinvolgere anche questi nonni, quei bambini che magari non hanno la fortuna di averli, di non averli vicino. Ecco, cosa vorresti dire anche a questi nonni che ti stanno ascoltando? Veloce perché manca pochissimo tempo. Di essere calamita, noi stiamo cercando di fare tante cose per poter attrarre queste difficoltà, far capire che ci sono persone che ci si può aiutare tra di noi. Se ognuno aiuta il proprio vicino, noi non avremo neanche bisogno di un politico che ci dice cosa fare. Perché se iniziassimo a farlo, esatto, non ci sarebbe assolutamente problemi. E con queste parole ringraziamo Alessandro Cestaro, fumettista, docente di fumetto. Grazie, grazie tantissimo Alessandro, con queste iniziative meravigliose invitiamo tutti a partecipare. Grazie, grazie, La Posta di Mirella.
Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты признала, что нет любви. Мне немного взгрустнуло, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться. Виноват и в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты признала, что нет любви, 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 что нет